1, 2, 3, prova.
Signori, buongiorno. Se potete dire ai consiglieri di entrare, grazie. Punto 7 abbiamo. No? C'è emendamenti? Sono consiglieri fuori, signora? Niente? Neanche in atrio, niente? Grazie. Luisetto Dei. Ah, giornata da Luisetto. Scusa, Luca, sono arrivati questi emendamenti sulla risoluzione, appunto, la risoluzione numero 4. Sono tutte a schede inserite, fra l'altro. Qui non si sa Vuoi neanche. che vada a chiamare? Ma non si sa neanche chi c'è. No, vado a vedere, in corso. Prego? No, il problema è che avendo le schede inserite io non so in quanti siete. O meglio, dovrei contarvi. Allora, l'appello virtuale funziona che si toglie e si rimette la tessera. Noi potremmo anche iniziare, c'è il consigliere Pressi, se raggiunge la postazione, essendo primo firmatario. Bene, siamo al punto 7. Pressi, gli orari e orari. E risoluzione numero 3 presentata dai consiglieri Pressi e altri. La Regione del Veneto rinnova il sostegno alle candidature UNESCO del sito geopaleontologico di Bolca e della tecnica di appassimento delle uve del Valpolicella. Prego, consigliere Pressi, per la presentazione. È una risoluzione. Grazie Presidente. La risoluzione, appunto, come si evince dal titolo, tende a esprimere il sostegno della Regione e della sua Assemblea legislativa a due proposte di candidatura di riconoscimento UNESCO che arrivano dal territorio della provincia di Verona. Una riguarda un sito naturale, quindi un bene materiale, che è il sito geopaleontologico archeologico di Bolca, nel comune di Vestenanova, siamo nella parte est della provincia di Verona, in Val d'Alpone. L'altro invece riguarda un patrimonio immateriale dell'umanità, così viene proposto, e cioè la tecnica di appassimento delle uve atte a produrre vino,
che da sempre, da molti secoli, si utilizza nella Valpolicella. Io vorrei illustrare brevemente le caratteristiche di queste due proposte, di questi due dossier. Per quanto riguarda il sito di Bolca, io credo che non sia molto conosciuto, ma in realtà rappresenta un unicum a livello globale. Anzi, proprio questa sua caratteristica viene riconosciuta in queste settimane a seguito della candidatura ufficiale che il governo ha realizzato di questo sito presso l'UNESCO, tanto che sarà preso in considerazione nel 2027 nell'ambito delle nuove individuazioni come candidatura italiana. Quindi in questo caso il livello di maturazione di questo dossier è molto ampio, perché siamo già arrivati alla fase nella quale il governo ha ufficialmente candidato il sito presso l'UNESCO. Si tratta di un sito eccezionale perché finora ha dimostrato di essere l'unico al mondo ad offrire una varietà enorme di reperti archeologici, soprattutto fossili, che riguardano sia la flora sia la fauna. E molte specie, soprattutto in relazione ad alcune tipologie di pesci, sono state rinvenute a Bolca e solo a Bolca a livello globale. Quindi c'è sicuramente una grande rilevanza dal punto di vista culturale, ma c'è anche una grande rilevanza dal punto di vista scientifico, perché proprio grazie ai reperti che sono stati ritrovati a Bolca stanno andando avanti moltissimi studi proprio su com'era la biodiversità in questa parte del mondo milioni di anni fa. Per quanto riguarda invece la tecnica di produzione dell'amarone, ma in generale l'appassimento delle uve nell'area della Valpolicella, quindi l'amarone ma non solo, sapete che è una tecnica che è conosciuta da molti secoli, c'è letteratura anche del Cinquecento che ne parla ed è diventato anche sotto certi profili, soprattutto con riguardo all'amarone, un brand globale e un elemento dal punto di vista economico fondamentale per l'economia della provincia di Verona. E quindi al di là di questa sua importanza dal punto di vista commerciale ed economico se ne vuole riconoscere anche l'importanza tradizionale e culturale appunto come elemento identitario di questa porzione della provincia di Verona. Qui il dossier diciamo è a un livello di approfondimento molto ampio, ma dal punto di vista procedurale è un passo indietro rispetto alla candidatura di Bolca, perché non c'è ancora stata la proposizione da parte del governo all'UNESCO per effettivamente riconoscere questo patrimonio immateriale dell'umanità. Concludo con un ragionamento che credo sia molto semplice e anche molto condivisibile. Noi abbiamo sperimentato sul nostro territorio regionale come un riconoscimento UNESCO, nel caso di specie quello che c'è stato, se non ricordo male, nel 2019 per le colline del Prosecco, è foriero di molte ricadute positive sul territorio nel quale insiste. Io descrivendole sono partito da quelle culturali, spesso si sottolineano quelle economiche che ci sono, è indubbiamente così, ma la presenza di un sito UNESCO poi è da stimolo per la promozione di nuovi studi anche scientifici e accademici, per un approfondimento culturale e anche per rendere cosciente la popolazione che spesso abita o vive in delle zone che hanno vicinissimo un sito UNESCO, che effettivamente nel posto nel quale loro vivono c'è questo elemento di grande importanza anche per loro stessi. E quindi io ringrazio, visto che ho ancora qualche istante, gli altri consiglieri regionali di Verona, se non ho male inteso tutti, che hanno sottoscritto la risoluzione, quindi li ringrazio per il sostegno, anzi do atto che non è più quindi solo una mia proposta, ma è una proposta di molti e la condivido volentieri. Ci sono dei gruppi politici che non hanno tra i loro eletti dei rappresentanti nel collegio di Verona, ma dal mio punto di vista nulla esclude, se lo vogliono, che possa essere sottoscritta anche da parte loro, pur non avendo una rappresentanza territoriale diretta. Grazie consigliere Pressi. Grazie. Mi permetto solo di ricordare, avendo io proposto le due candidature sostenute, che Bolca ha una particolarità unica. I siti sono 5 nel mondo che hanno 20-25 specie, Bolca ne ha 250. Quindi è una roba da paura rispetto e sarebbe il nostro 10° dossier approvato in Veneto. Prego, scusatemi, anche per la digressione, la consigliere Bigon. Grazie Presidente. Questo Consiglio si era già espresso infatti nella legislatura anche scorsa sulla richiesta di sostegno alla Regione appunto
delle candidature UNESCO, di 2 candidature UNESCO all'interno del territorio veronese, territorio molto molto importante, e riguarda appunto 2 siti. Il primo è Bolca, che è uno dei più importanti a livello mondiale per quanto riguarda lo studio dei fossili, un patrimonio naturalistico unico al mondo, e la seconda concerne appunto un patrimonio UNESCO che è relativo alla tecnica tradizionale di appassimento delle uve della Valpolicella sulla base di una produzione dell'Amarone, un sapere antico di almeno 15 secoli, quindi un processo immateriale fondamentale anche sotto l'aspetto culturale, oltre che economico e anche turistico. Il riconoscimento UNESCO di queste 2 realtà produce benefici concreti, non solo sotto un aspetto turistico, ma anche culturale, ovviamente, e anche formativo, perché produce delle opportunità formative, economiche e anche di sviluppo di questo territorio. Il Consiglio appunto si era già espresso, ringrazio il collega consigliere Pressi per aver riproposto questa mozione a cui chiedo appunto la sottoscrizione come consigliera veronese e la porteremo avanti insieme. Grazie. Grazie consigliere Bigon. Consigliere Lovat. Anch'io accolgo volentieri l'invito del collega consigliere Pressi. Il nostro gruppo consigliare non è rappresentato a Verona, però io per vicinanza geografica e per tutta la mia vita di lavoro con Verona ho un rapporto continuativo, mi sento proprio di aderire a questa cosa per l'importanza didattica che il sito di Bolca ha, che io conosco bene, e quindi aderisco sentitamente e porteremo avanti questa cosa insieme e darò il mio contributo se possibile. Grazie consigliere Lovat. Consigliera Barbera. Grazie Presidente. Intervengo oggi per esprimere il nostro convinto sostegno a questa risoluzione presentata dal collega Matteo Pressi e che assieme alla collega veronese Anna Leso e tutti i colleghi veronesi di questo Consiglio abbiamo sottoscritto con convinzione. Ringrazio il Presidente Zaia e tutti coloro che già nella precedente legislatura avevano creduto nella candidatura a patrimonio UNESCO di Bolca e rinnoviamo quest'oggi con convinzione appunto il sostegno a questa candidatura unitamente a quella del sistema di appassimento dell'Amarone e del Recciotto della Valpolicella, in quanto crediamo che queste candidature rappresentino in modo autentico l'identità, la storia e il sapere del nostro territorio. Lo ricordava il Presidente Zaia poc'anzi per quanto riguarda il sito di Bolca, sappiamo essere un sito riconosciuto dal mondo didattico, sono tante le visite che vengono organizzate di anno in anno da parte di studenti e visitatori in questo sito, ma è anche e soprattutto un'eccellenza scientifica riconosciuta a livello mondiale. Rappresenta un esempio di eccellenza per quello che riguarda la conoscenza della biodiversità e dell'evoluzione della storia e quindi riteniamo che questa candidatura vada portata avanti con assoluta convinzione. Lo stesso vale per il sistema di appassimento delle uve della Valpolicella, è una pratica identitaria che anche oggi viene ritenuta vitale, unisce tradizione, lavoro e innovazione, oltre che sviluppo economico. E quindi crediamo che sia una concreta dimostrazione di come un patrimonio immateriale si possa tramandare di generazione in generazione. Quindi sosteniamo con convinzione anche questa candidatura. Attraverso il rinnovo del sostegno di queste candidature facciamo una scelta politica che è assolutamente chiara e coerente, perché investiamo sulla tutela, sulla valorizzazione e sulla promozione delle eccellenze venete e da questo punto di vista Fratelli d'Italia non potrà che rispondere sempre presente. Quindi anticipo già la dichiarazione di voto che ovviamente sarà favorevole e ringrazio il collega Matteo Pressi per aver rinnovato questa proposta anche in questa legislatura. Grazie consigliere Barbera. Consigliere Travisi.
Sì, grazie Presidente. Io pure ringrazio il consigliere Matteo Pressi, tutti gli altri che hanno già firmato. Conosco personalmente il sito di Bolca e quindi so quanta magia c'è in quel sito. Conosco meno bene il sistema di appassimento. Per favore. Conosco meno bene il sistema di appassimento delle uve, ma so ogni volta che bevo un bicchiere di vino quanta storia e quanto lavoro c'è. Quindi è mia intenzione sottoscrivere ovviamente questo provvedimento e ringraziare coloro che l'hanno riproposto per il bene del nostro territorio veronese. So quanto vuol dire un riconoscimento patrimonio dell'UNESCO, perché le cinta murarie anche della Peschiera del Garda nel 2017 sono state riconosciute come patrimonio dell'UNESCO e ho visto che da quel momento in poi ovviamente, a parte un maggior afflusso turistico, ma c'è stata anche una maggiore attenzione sotto tutti i punti di vista. Quindi grazie ancora e sottoscrivo. Grazie consigliere Trevisi, consigliere Valdegamberi. Finalmente pochi giorni fa abbiamo avuto la notizia che si è proposto all'UNESCO, è arrivata all'UNESCO finalmente la candidatura di Bolca. È una storia lunga che ha visto protagonisti anche il presidente Luca Zaia in questo, che è iniziata nel 2014, pensate bene. Io mi ricordo quando allora, durante un restauro del castello, di una ricerca archeologica a Roncà, c'era un castello, un gruppo di persone, di ricercatori, venne l'idea di far riconoscere questa cosa unica al mondo che è il giacimento fossilifero non solo di Bolca ma della Val d'Alpone. Come è stato detto, rappresenta un'era geologica, l'Eocene, intorno ai 50 milioni di anni fa, nella quale ci sono testimonianze che sono uniche al mondo, non ha eguali al mondo. E quindi non solo, come ha detto prima il Presidente, non solo in termini di fossili, ma anche di tipologie particolari di fossili, ma anche della numerosità dei fossili presenti che vanno dalle piante agli animali. Ed è sicuramente un qualcosa che avrà titolo per essere riconosciuto come unico, irripetibile nel panorama mondiale. Come dicevo in inglese, il libro precede il manufatto, questo per dire che la cultura, che è rappresentata dal libro, anche alla fine diventa veicolo anche dell'economia, delle cose concrete, e quindi credo che quel territorio abbia molto bisogno di poter capire, prima di tutto, avere la consapevolezza come territorio del valore che ha. Spesso chi vive in un territorio non si rende conto della ricchezza unica che ha e cercare di svilupparne al massimo le potenzialità usando appunto quel biglietto da visita che è unico e irripetibile nel contesto mondiale. Iniziò allora questa avventura di queste persone che vorrei anche citare, perché c'era Gianberto Boccese, che è il presidente dell'ATS, era il Saggioro, che è un archeologo, Zorzin del Museo di Verona, Vaglinoci, Zugliani, che era responsabile dell'ufficio UNESCO di Verona. Verona, come città, ha un altro patrimonio, che sono le mura della città di Verona, patrimonio dell'UNESCO, già riconosciuto, c'è un ufficio UNESCO. L'idea partì da loro, quando me ne parlarono sembrava una cosa inconcepibile, patrimonio UNESCO qui vicino a casa. Poi man mano che hanno dimostrato che questo giacimento non è qualcosa che c'è ovunque, c'è proprio e solo lì, e quindi ha fatto una battaglia veramente che credo vada ringraziato con la loro costanza, perché sono ancora gli attuali protagonisti che hanno incontrato la politica, i rappresentanti del territorio, i diversi partiti, e hanno trovato la condivisione prima delle amministrazioni locali, creando un ATS, poi del presidente Luca Zaia. Mi ricordo quella volta che venivamo in Fiera a Verona, prima ne parlò anche Gustavo Franchetto, che era qui consigliere, anche lui è stato uno dei primi a sollecitare, tra l'altro nativo da quelle zone, il Luca Zaia, che in Fiera si prese a cuore questa candidatura, portarlo una delibera che riconosceva questo valore, e da lì iniziò un percorso anche che ha avuto diversi sostegni finanziari nel corso degli anni da parte della Regione per supportare il dossier che doveva essere preparato in maniera scientifica e portato quindi sui tavoli prima del Ministero, per poi anche essere portato dal Ministero, proposto dal governo italiano all'UNESCO a Parigi. È stato un percorso lungo, di tenacia, e quindi ci tenevo anche a ringraziare questo gruppo di persone che spesso passano nel dimenticatoio, perché non hanno mai mollato un punto. Oggi con questa ulteriore risoluzione che facciamo è un'ulteriore spinta e evidenziazione, in questo caso, ma anche in caso dell'altro riconoscimento, quello dell'appassimento della Valpolicella, per dire non
siamo arrivati alla candidatura, ma adesso è il momento clou, non possiamo abbandonare ora la partita perché è il momento più importante da giocarla nel migliore dei modi. E credo anche, e chiedo con l'occasione, anche visto che parliamo di questo, che sarà necessario un ulteriore sforzo finanziario, che visto che stiamo preparando il bilancio dovremo mettere delle risorse per mettere in condizioni queste persone, che sono tutti volontari, insieme con le istituzioni, a poter vincere la partita e finalmente avere questo giusto riconoscimento, questo titolo che ripeto, è doveroso perché, a detta degli studiosi, non locali ma mondiali, non c'è un posto analogo al mondo, però la partita non è ancora finita, bisogna fare gol, e il gol si fa tenendo in piedi la squadra e sostenendo soprattutto la presentazione, l'accoglienza dei comitati che vengono ovviamente a valutare e a decidere, quindi è il momento clou il prossimo anno che abbiamo di fronte e dobbiamo continuare con il nostro impegno finanziario. Grazie. Consigliere Bozza. Grazie Presidente. Colgo l'occasione anch'io per ovviamente unirmi non solo come sottoscrittore ma anche come consigliere regionale che ha seguito molto da vicino in particolare la candidatura del Consorzio Valpolicella con riferimento ovviamente alle tecniche di appassimento, che credo sia un doveroso riconoscimento allo sforzo importante che hanno fatto oggi i nostri viticoltori in un'area geografica importante che racchiude storia, cultura, tradizione e ovviamente la qualità dell'eccellenza di un prodotto della terra come quello appunto del vino, che sta dando delle grandi risultati non solo in termini di qualità ed eccellenza ma in termini anche di produzione e di conquista dei gusti dei mercati internazionali. Se oggi Verona è diventata la capitale del vino con Vinitaly c'è un motivo e credo che anche il comparto della Valpolicella abbia da questo punto di vista contribuito in maniera determinante. Bolca rappresenta un altro aspetto della nostra storia, del nostro territorio, che ha una valenza, come diceva il Presidente prima, unica nel suo genere. E credo che sia doveroso per una regione come la nostra, che ha sempre portato all'attenzione ovviamente delle autorità competenti per il riconoscimento di candidature così importanti, credo che sia doveroso farlo in questa fase delicata e importante, perché diventa anche in un momento storico come questo una spinta importante dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista del turismo, e credo che oggi per una regione come la nostra, che vanta dei numeri straordinari in questi settori, sia fondamentale dare ancora più valore, dare ancora più enfasi a questi tipi di candidature. Verona è un territorio importante. Io riconosco che è stata fatta un'operazione straordinaria con il Prosecco, con le colline, con il riconoscimento del patrimonio UNESCO, oggi ancora non solo famosa in tutto il mondo, ma che ha dimostrato ovviamente che grazie a opportunità come questa si riescono a investire sul territorio importanti risorse che, se razionalizzate e spese bene, diventano un volano straordinario. Allora spero e mi auguro che la Regione da questo punto di vista sia davvero convintamente al fianco di queste due candidature, perché diventerebbe un'opportunità anche per una provincia come quella di Verona, che dal punto di vista della storia, dal punto di vista della cultura e della produzione in termini vitivinicoli non ha sicuramente nulla da invidiare a nessun'altra provincia, non solo del nostro Veneto, ma direi di tutta Italia. Grazie. Grazie a lei consigliere Bozza. Consigliere Rigo. Sì, grazie Presidente, sarò breve, sottoscrivo tutto quello che è stato detto dai colleghi. Volevo chiedere la sottoscrizione di questa mozione perché sono due eccellenze assolute non solo per la provincia di Verona ma per tutto il Veneto. L'Amarone ha contribuito a rendere grande la viticoltura veneta e italiana nel mondo. Se in Veneto abbiamo una viticoltura di eccellenza, grazie tanto si deve alla zona della Valpolicella, che ha fatto conoscere i nostri vini in tutto il mondo e che ha portato moltissime persone a conoscere i nostri territori, perché sempre più persone vengono a vedere e a visitare dove vengono prodotte le nostre eccellenze. Così come una unicità e
un'eccellenza unica è il sito di Bolca. La Regione ha contribuito in maniera importante a promuovere quel sito. Ringrazio anch'io il Presidente Zaia del lavoro svolto in questi anni. Ricordo che il Museo dei Fossili di Bolca è di proprietà della comunità della Lessigna, della comunità montana, che è direttamente collegata alla Regione Veneto, per cui ecco, c'è un impegno costante che va avanti da anni. Noi tutti che l'abbiamo visitato lo riconosciamo già come un patrimonio inestimabile e adesso è importante avere un riconoscimento ufficiale. Ringrazio il presentatore Matteo Pressi e credo che questo sia quello che ha generato in questi anni sia il Museo di Bolca, sia il sito di Bolca che l'Amarone. Insomma, abbiamo visto impegnarsi tutte le istituzioni in maniera bipartisan per promuovere questa eccellenza. Grazie. Grazie consigliere Rigo. Se non ci sono altri interventi metterei al voto la risoluzione. Fermi un attimo. Dovete fare una cortesia, perché ci sono alcuni consiglieri che non hanno partecipato all'appello virtuale. Staccate la tessera tutti e rimettetela, così sistemiamo le robe. Sì, c'è solo una richiesta per il consigliere Pressi. Ci sono state delle diciamo, disponibilità a sottoscrivere, li accetta tutte? Prego. Registriamo che Vade Gamberi chiede di sottoscrivere. Avete tolto tutti la tessera rimessa? Votiamo. Aperta la votazione. Togliete la tessera e rimettetela perché alcuni non hanno... La dovete allontanare, non... Per esempio, chi è che c'è qui? Baldan? Rimetti la tessera, a posto. Poi chi c'è? Rigo? Rigo, rimetti la tessera e toglila. Come non funziona? È stata tolta la tessera? È rimessa? A posto, Rigo, vedo. Questo chi è? No, Amorosi non c'è. Perfetto, chiudo la votazione. Dimmi. Dai, lo registriamo. La risoluzione passa con 45 voti registrando il consigliere Manildo. Perfetto. Bene, passiamo al punto 8. Mozione numero 8 presentata dai consiglieri Brescacin, Rocco, azioni urgenti a tutela degli allevatori veneti e del comparto lattiero caseario a fronte del crollo del prezzo della... Prego? Ah, perché Bond arriva dopo. Se siete d'accordo potremmo... sì, però poi ce n'è una sulla Pedemontana. Sì, e non c'è... Ah, eccolo qua, perfetto. Se siete d'accordo invertirei l'ordine del giorno, trattiamo subito la 9. L'assessore Bond è in arrivo, a minuti, per cui trattiamo, visto c'è il sole zecchinato, partiamo dalla Pedemontana. Cosa vuoi? No, scusate, io voterei intanto l'inversione dell'ordine del giorno. Luisetto, troppa ansia da prestazione. Quindi votiamo per invertire l'8 sul 9. Prego, votate.
attimo solo. Non possiamo fare l'alzata di mano. Facciamo alzata di mano, dai, chi è contrario? Nessuno? Tutti a favore, via. Allora, trattiamo il punto 9. Mozione numero 5, presentata dai consiglieri Luisetto e altri, dal titolo 9 ombre sulla pedemontana, non si ferma la contaminazione. Scusate, non si ferma la contaminazione da sostanze FAS presso la galleria di Malo e Sant'Urbano e presso i siti di stoccaggio dei materiali di scavo. La Regione intervenga al più presto per scongiurare ogni rischio, per la salute pubblica. Passo la parola al consigliere Luisetto, che è la prima firmataria. Grazie Presidente. La mozione, anche questa è una mozione che ha un po' di storicità perché l'avevamo presentata alla fine della scorsa legislatura, in particolar modo dopo che a luglio scorso era uscito l'ultimo rapporto ISPRA che mostrava la situazione della contaminazione da PFBA, che sappiamo essere un componente PFAS calcolato nella somma di PFAS, nelle gallerie di Malo e Sant'Urbano e nelle acque adiacenti a queste gallerie. Gallerie che, come è emerso negli anni da evidenze che la stessa ARPA aveva segnalato, sono state costruite con un accelerante di presa, un accelerante del calcestruzzo, lo spritz beton, che ha imperniato di PFBA questa infrastruttura. I PFBA si sono poi espansi e sono corsi come i corsi d'acqua a fianco, il Poscola, l'Orolo Giara, e la situazione delle acque circostanti superficiali si è resa sempre più difficile, come lo è la situazione delle terre e dei materiali di scavo stipati e situati nelle 29 cave e siti del territorio dell'Alto Vicentino. Quindi abbiamo chiesto che la contaminazione venisse attenzionata, legata ai lavori della SPV nella costruzione di queste due gallerie e per i siti di stoccaggio. Parliamo di una vicenda che va avanti da anni, documentata da ARPA, da ISPRA e da tutti gli enti preposti, nota alla Regione e che oggi continua a presentare purtroppo criticità evidenti. I PFBA, vi dicevo, sappiamo bene essere sostanze persistenti con un potenziale impatto ambientale e sanitario rilevante, potenziale per il solo fatto che gli studi epidemiologici oggi non sono in numero sufficiente. Questo succedeva anche per i PFOA, per i PFOS, che poi abbiamo purtroppo visto essere chiaramente responsabili di molte malattie, non solo di chi ha vissuto nella zona rossa, ma di chi purtroppo è stato contaminato dall'inquinamento da PFAS. Nel caso della SPV, le gallerie insistono su un territorio attraversato da corsi d'acqua, dicevamo prima, superficiali, ma anche da corpi idrici sotterranei importanti per il Vicentino e stamattina la collega Ostanelli lo ricordava, per il Padovano. Dal 2018 in poi ci sono state evidenze della contaminazione, con concentrazioni rilevate da ARPA nel 2021 nell'ordine di migliaia di nanogrammi litro nelle acque di drenaggio e nei corsi d'acqua che le accolgono. È stato accertato che l'accelerante, appunto per il cemento, è responsabile di questi aumenti e che poi i filtri installati avevano in qualche modo contribuito a ridurre questo impatto. Oggi, con i valori che l'ISPRA ci ha restituito a luglio scorso, sappiamo che i valori sono ritornati a salire, che la preoccupazione c'è. Questa mozione chiede un impegno alla Giunta regionale a farsi parte attiva nel garantire il miglior funzionamento dell'impianto di trattamento di drenaggio, delle acque di drenaggio delle gallerie, a chiedere un aumento di capacità ove necessario di questo impianto di trattamento, a svolgere indagini e sondaggi e mettere in sicurezza le cave e i siti dove sono stoccati i materiali di scavo e a intervenire urgentemente per accertare eventuali situazioni particolarmente difficili
difficili per la falda, ad adottare infine ogni misura utile a prevenire ogni possibile rischio per la salute pubblica derivante da questa contaminazione da PFBA. È anche questa una mozione che va sulla scia di quella presentata stamattina, che chiede attenzione, responsabilità, monitoraggio, controlli e messa in sicurezza ove necessario. Anche in questo caso lo chiedono i cittadini, lo chiedono le amministrazioni locali e penso che sia interesse di questo Consiglio regionale approfondire e avere chiaro cosa sta facendo la Regione e quali sono le azioni in programma per mettere in sicurezza questo territorio. Grazie consigliere Luizetto. Consigliere Stanel. Grazie Presidente. Sì, sinceramente queste due mozioni andavano forse anche discusse insieme, ma magari ho lo sguardo padovano che mi porta a fare questo ragionamento. Perché? Ma lo dico all'assessore Zecchinato, ed era il motivo per cui prima in aula nella mozione precedente avevo anche in qualche modo interloquito con lei. Perché a quanto mi risulta, sia quello di cui stiamo parlando adesso, quindi i materiali di scavo della pedemontana, sia il progetto di cui abbiamo parlato precedentemente, vanno ad impattare esattamente nella stessa falda che serve diversi acquedotti e quindi zone della provincia di Padova. E quindi, non per fare la campanilista, ma è come se noi vedessimo dalla provincia di Padova quanto è già accaduto nella provincia di Vicenza rispetto a Miteni anni fa, e noi in qualche modo, ma perché? Perché le acque scorrono sotto il terreno e sono libere di farlo, arriva sostanzialmente nella nostra provincia una minaccia a cui fino probabilmente a qualche anno fa non solo non eravamo abituati, ma sia la politica che i cittadini pensavano che il problema, ahimè, fosse confinato solo in una provincia. Ma non è così, e lo abbiamo ormai capito che l'ambiente, quando lo si tocca e se lo si tocca male, impatta non solo lì dove l'impianto o il danno è stato fatto, ma quanto vanno nelle falde, quindi ci troviamo ad avere un problema di, non voglio fare appunto, abbiamo dibattuto già prima, non è una questione di fare un allarme o allarmismo, ma il punto vero è che io, e me lo pongo, se noi in questa mozione diciamo dobbiamo monitorare le acque e fare dei controlli nelle acque del Vicentino, beh, allora forse dobbiamo proporre un emendamento alla mozione della collega Luisetto che dice, proprio perché impatta nella stessa falda, che gli stessi monitoraggi vengano fatti anche a Padova, perché se la falda è la stessa e io sto chiedendo da tempo anche di capire se Acegas APS sta mettendo dei monitoraggi nel nostro territorio, noi abbiamo un problema di cui forse oggi non abbiamo ancora capito appunto il perimetro, a proposito di perimetrazione delle aree quando parliamo di salvaguardia, perché è un problema che sta nel nostro sottosuolo. Allora, ripeto l'intervento di stamattina, ma ho ancora 2 minuti, li uso. Noi sapevamo dal 2024, per un'azione scellerata e su cui io spero il costruttore pagherà, ma pagherà, perché altrimenti dobbiamo immaginarci che un costruttore, che tra l'altro sappiamo bene come la Pedemontana l'ha fatta, se butta dei materiali di scavazione in un'area che sotto ha una falda, beh allora va bene tutto, e invece deve pagare per quanto mi riguarda. Bene, dobbiamo chiedere che paghi, noi lo sapevamo però dal 2024 ad oggi sono passati degli anni, e quindi io dovrei già aver monitorato quello che ISPRA mi ha detto nel 25, la relazione di ISPRA è di luglio 2025 e ripeto, l'ho riletto anche stamattina, nella relazione a pagina 67 c'è scritto nero su bianco che c'è una minaccia imminente, cioè usano queste parole. E a meno che non pensiamo che ISPRA sia di Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche, c'è un problema tecnico. Cioè ISPRA dice abbiamo un problema di rischio imminente. Allora noi oggi, e condivido ovviamente la mozione della collega Luisetto, ne avrei dovuta fare una per Padova, non importa, probabilmente faccio un emendamento, adesso vedo, per raggiungere almeno un monitoraggio anche su Padova, ma il tema è talmente importante che davvero chiedo non solo sia fatta diciamo, una valutazione di questa mozione nel merito e venga, spero, votata all'unanimità, ma quanto si faccia davvero al più presto, perché si deve monitorare, si dovrebbe far sì che quello che è accaduto in qualche modo venga
riconosciuto, esattamente come è accaduto rispetto a Miteni. Anche in questo caso deve essere riconosciuto un danno che è stato fatto da un'azienda che ha fatto evidentemente, poi ovviamente ci saranno tutte le indagini del caso, un errore che impatta sul nostro territorio. E in terzo luogo dobbiamo dirci, ok, noi oggi come Regione del Veneto, visto che è qualcosa che è accaduto 2 anni fa, che cosa facciamo per fare in modo che tutti i territori, e non solo il Vicentino, vengano tutelati da un rischio imminente che ci è stato certificato da ISPRA. Prima abbiamo appunto detto facciamo le aree di salvaguardia per impedire a un progetto impattante di agire, qui dobbiamo fare ancora qualcosa in più, quindi attendo di capire anche dall'assessore qual è l'indicazione per poi eventualmente ragionare su un altro intervento che non posso fare ma farà Cunegato. Grazie consigliera. Consigliera Cunegato. Può sempre cedere la parola alla consigliera? Devo parlare o no io? Sì, sì, fa finta di non capire. La ringrazio. Allora, parto da una notizia che è stata diramata oggi grazie a una interrogazione fatta dalla nostra eurodeputata Guarda. La Commissione ha deciso di lavorare per porre dei limiti agli acceleranti cementizi. No? Purtroppo da noi, come dire, la frittata è già stata fatta, vero? Perché io credo che questa sia una storia che incrocia 2 storie. Da una parte la pedemontana, no? Voi sapete che questa destra ubriacata di neoliberismo ha cominciato a pensare che lo Stato fosse incapace di essere efficiente e che solo il privato era efficiente. Così, sapete, lo Stato brutto e cattivo ha fatto l'autostrada del Sole 750 km in 8 anni e invece il privato, quello efficientissimo, il consorzio SIS, ha fatto la pedemontana 94 km in 13 anni. Ecco, questa è una storia che ha a che fare con questo perché? Perché quello che ci dice la Corte dei Conti è che il consorzio era in ritardo di 6 anni. E quindi che cosa è successo? E questo io credo che sia scandaloso, che dovrebbe interrogarci, che dovrebbe interrogare anche la Regione. Cioè è successo che dopo lo scandalo dei PFAS con la Miteni, ribadito anche prima, 400.000 persone che hanno bevuto un'acqua inquinata, è successo che questa azienda semplicemente per accelerare la presa di calcestruzzi ha usato 4.000 tonnellate di FAS. 4.000 tonnellate. Ci rendiamo conto? Questo significa che noi siamo ormai schiavi di un modello di sviluppo che sacrifica tutto sull'altare di una logica del profitto fine a se stessa. Cioè, è questo che è successo. 4.000 tonnellate solo perché in questo modo il calcestruzzo, invece di metterci ore o anche una giornata, ci metteva mezz'ora, un'ora. Quindi 4.000 tonnellate di FAS perché il calcestruzzo prenda. Quello che è stato poi dimostrato è che il 40% di queste sostanze sono cadute. Questo materiale da scavo, no, che ovviamente nasceva dal fatto che bisognava bucare la montagna per fare la galleria, è stato poi portato, come diceva prima la Luisetto, in 29 siti del Vicentino. Quindi 3 milioni di metri cubi di materiale contaminato da FAS. 3 milioni di metri cubi, e questo io credo veramente che sia vergognoso perché vuol dire che la storia non insegna, vuol dire che noi impariamo, vuol dire che siamo accecati dalla logica del profitto, 3 milioni di metri cubi che sono finiti in 29 siti del Vicentino. Allora io vorrei ricordare perché siamo tutti preoccupati. Io ho parlato con molti sindaci. Ecco, dov'è che è stata messa sta roba contaminata? Uso il termine roba per imitare Luca Zaia. No, questa roba è stata messa in cave che spesso non sono impermeabilizzate e quindi quando piove i FAS percolano. Guardate che un tavolo tecnico della Regione che ha fatto uno studio l'estate scorsa ha pubblicato un documento che voi ritrovate il 17 giugno del 2025 nel quale si dice chiaramente come ci sia un pozzo inquinato da FAS a 2 ville, proprio vicino a Montecchio, dove parlavamo prima del Safro, e ci siano invece 8 pozzi inquinati da FAS su 31 a Caldogno. Quindi ecco, quello che noi chiediamo anche qua, cioè qua potrebbe esplodere una bomba ecologica, è chiaro,
È chiaro che stiamo parlando di 3 milioni di metri cubi, di 4.000 tonnellate. Se questa cosa finisce nella falda, e siamo sempre nella stessa falda di prima, può esserci veramente una bomba ecologica che esplode. Quindi ecco, io chiedo veramente, insieme chiediamo davvero che la Regione si faccia carico di questo, che vengano fatti al più presto i monitoraggi e che venga poi deciso che cosa fare di questo materiale, perché come dire, non solo noi abbiamo la Miteni che deve ancora essere bonificata, ma abbiamo 29 siti dove c'è questo materiale che è contaminato, lo ha detto l'ARPA, ve l'hanno detto ormai anche le inchieste, perché ci sono 12 persone che stanno andando per questo motivo a giudizio, e io credo sia davvero scandaloso che non si intervenga velocemente per capire che cosa c'è lì e cosa succede se questo materiale viene lasciato in zone non impermeabilizzate. Grazie consigliere. Consigliere Dalla Pozza. Grazie Presidente. Penso che dopo il voto unanime che abbiamo avuto nella precedente mozione, spero che ci sia un altro voto unanime anche su questa mozione, perché il tema è un tema che deve preoccupare in maniera uguale tutti, e mi verrebbe anche da dire che la stessa Regione, considerata l'indagine giudiziaria in corso, potrebbe avere anche spunto per un'eventuale costituzione di parte civile nel chiedere un eventuale risarcimento in caso di condanna per coloro che in questo momento andranno sotto processo, salvo sempre il principio di non colpevolezza chiaramente per chi è sottoposto a indagine. Questa è una vicenda che può essere potenzialmente devastante per una parte del territorio della provincia di Vicenza e anche della provincia di Padova. Non stiamo parlando di cose diverse rispetto a quelle di cui abbiamo parlato questa mattina, perché ci sono comuni come il comune di Due Ville che sono privi di acquedotto. La contaminazione da PFAS, e non stiamo più parlando della contaminazione che ha coinvolto l'Ovest e il Basso Vicentino, ma di una contaminazione nuova che arriva dall'Alto Vicentino, sta preoccupantemente scendendo verso il comune capoluogo, verso Vicenza, e ci sono già le prime evidenze di pozzi contaminati da sostanze perfluoroalchiliche. Abbiamo un problema enorme in questo momento qui, perché dove funzionano gli acquedotti chiaramente abbiamo una messa in sicurezza delle popolazioni, ma dove ci sono pozzi privati, e qui guardo anche l'assessore Bond, perché tutta la parte legata alla zootecnia e tutta la parte legata alla irrigazione pesca da falde che non sono quelle profonde, sono normalmente falde di media profondità, su cui cominciamo ad avere appunto le evidenze di contaminazione da PFAS, anzi in questo caso da PFOA, quindi da altri composti che abbiamo scoperto nel corso del tempo. Sono tutti gli inquinanti emergenti con cui stiamo facendo i conti e che sono frutto anche del progresso di questa regione, ma che dall'altra parte devono vedere la salute pubblica come primo bene da salvaguardare rispetto anche alla libertà di intrapresa. Il problema cominciamo ad averlo piuttosto evidente, e rischiamo di avere un problema che deflagra non all'improvviso, ma sapendo la causa e sapendone anche gli effetti. Quindi quello che noi chiediamo con questa mozione è di mettere in atto tutti quelli che sono i presidi che garantiscano la sicurezza della risorsa idropotabile nella zona che ha visto la costruzione della superstrada pedemontana veneta, e di andare a potenziare quelli che sono i presidi come i filtri a carboni attivi, perché noi abbiamo in questo momento qui la necessità non di dividerci capendo di chi sono le responsabilità. Questa è una cosa di cui parlerà la magistratura e di cui magari discuteremo anche qui dentro su una eventuale responsabilità politica,
Ma in questo momento qui la prima cosa da fare è mettere in sicurezza le popolazioni. Abbiamo la necessità di vedere un'azione forte da parte della Regione per tranquillizzare le popolazioni e gli amministratori delle zone che sono interessate dall'inquinamento. Le falde camminano, sono luoghi dinamici che nel giro di pochi mesi possono vedere il passaggio dell'inquinamento, tra l'altro in zone che magari non sono in questo momento note perché l'andamento della falda è sì ricostruibile ma non è certo al 100%, ma serve in questo momento prevenire alla fonte, quindi andare a monte a bloccare l'inquinamento. Quindi quello che ci auguriamo è che ci sia un riconoscimento unanime da parte di tutto il Consiglio regionale di questa urgenza nell'intervenire, dopodiché avremo tempo e modo per dire se c'è stata un'omessa vigilanza, se la colpa è di qualcuno, ma poi non spetterà forse neanche a noi dirlo. In questo momento appunto chiediamo una unanimità nel portare avanti questa mozione. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? La parola all'assessore Zecchinato. Grazie Presidente, buongiorno ai consiglieri. Rispetto al tema che è stato proposto credo di non dire una cosa nuova se dico che è un tema che credo stia a cuore a tutti noi, che tutti condividiamo. Come abbiamo affrontato stamattina un tema di tipo ambientale, sanitario, insomma il tema che è stato affrontato e dove si è trovato poi un punto comune, credo che su temi come questo, su PFAS, che peraltro io da amministratore locale e da sindaco ho vissuto in prima persona, essendo all'interno dell'area rossa sin dal 2013, e quindi sia un tema che va affrontato a 360 gradi. E dico questo perché ovviamente quando a un assessore arriva la proposta di mozione, sostanzialmente che comunque deve valutare ed esaminare, lo fa con le proprie strutture. E in questo caso perché diciamo è un documento che magari è stato presentato un po' di tempo fa, magari con alcuni dati e poi velocemente, chiaramente le dinamiche cambiano, e il documento, diciamo dal punto di vista della struttura dell'assessorato, non sarebbe completamente condivisibile, nel senso che su alcuni punti delle attività sono già iniziate, sono già partite, c'è un monitoraggio, la Regione è già parte attiva, sapete benissimo che c'è un'indagine in corso, in cui appunto anche la Regione è parte attiva, per cui ci sono una serie di attività note e meno note che però la Regione ha già portato avanti, per cui condividere un documento dove, ripeto, delle attività e anche delle procedure hanno già avuto uno stato di avanzamento diverrebbe difficile, mettere a mano un documento in seduta stante diventa difficile. Allora io voglio fare un'altra proposta sostanzialmente. E la proposta è quella di poter trattare questo argomento insieme per i consiglieri che fanno parte magari delle commissioni più interessate, che è la commissione quinta e la commissione seconda, insieme agli assessori con i quali ho già condiviso quest'idea, e quindi di fare una commissione congiunta dove affrontare il tema pedemontana e il tema PFAS, quindi il tema specifico trattato nella mozione, in maniera approfondita. Questo, ecco, lo dico perché credo che sia interesse di tutti conoscere e interesse di tutti poi poter fare le proprie valutazioni. Da questo punto di vista però, proprio perché credo sarebbe stato bello magari oggi condividere anche questo documento, ma proprio ragioni tecniche e anche di evidenze della struttura non mi consentono almeno di fare una valutazione per me positiva al 100%, chiederei di poterlo ritirare e di convergere tutti sulla proposta di fare una commissione congiunta, di verificare e approfondire il tema e poi ognuno farà le proprie considerazioni, però credo che un momento tecnico e amministrativo per fare il punto della situazione sia la cosa più utile in questo momento, anche per dipanare poi dubbi, perché ad esempio è importante sì legare, magari abbiamo legato i due punti in qualche intervento di qualche consigliere, ho sentito questa cosa, però sono due procedimenti diversi. Questo parte con una vecchia valutazione di impatto ambientale in cui non erano nemmeno noti PFAS, l'altro è un procedimento che ha in corso una procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale, quindi partiamo
da procedimenti diversi. Su questo quello che mi sento di proporvi di dire io è di fare un momento di approfondimento insieme e spero che sia condiviso da tutto il Consiglio. Grazie. Consigliere Luisetto, c'è una proposta. Prego. Grazie Presidente. Ritengo che sia opportuno e mi sento di accogliere la proposta dell'assessore fare un approfondimento condiviso, perché sia la Commissione Ambiente sia la Commissione Sociosanità, nella quale ne avevamo già iniziato a parlare, hanno titolo non solo ad approfondire la questione, ma speriamo che appunto la presenza degli assessori e anche delle figure tecniche, io chiedo insomma, sia una presenza ampia e condivisa in modo da poter sviscerare tutti gli aspetti che ci preoccupano profondamente, perché c'è sia un tema di come dire, azioni che sono già state messe in atto, sia un tema, a nostro avviso, di azioni che si devono e si possono fare. E quindi al più presto chiederei la convocazione congiunta di queste due commissioni e allo scopo ritiro la mozione confermando l'attenzione sui tempi di convocazione di queste due commissioni congiunte. Consigliere Ostanella, a che titolo? Vabbè, noi quella proposta è molto semplice. O la votiamo a favore o contro o la mandiamo in commissione. Già fatto l'intervento. Andiamo al voto. Andiamo al voto. Prego. Grazie Presidente. Solo per dire sull'ordine dei lavori, sulla proposta del collega favore. dell'assessore Zecchinato, di tenere in considerazione, se sarà invitata la parte tecnica, anche rispetto alla provincia di Padova. Solo un appunto sull'ordine dei lavori. Grazie. Se non ci sono altri interventi e non ne vedo, passerei al voto per rinviarla in commissione. Quindi chi è favorevole a rinviarla in commissione, secondo la proposta dell'assessore e l'accoglimento del primo firmatario, la consigliera Luisetto. Aperta la votazione. Verde. Vabbè, qualcuno ha problemi col voto? Scusa. Alzate la mano. Presidente. Chiusa la votazione. Approvata 44. Passiamo al punto 8, cioè andiamo avanti tornando indietro. Salutiamo anche l'assessore Bon che ci ha raggiunto. No, sì. Mozione numero 8 presentata dai consiglieri Brescacin e Rocco. Azioni urgenti a tutela degli allevatori veneti e del comparto lattiero-caseario a fronte del crollo del prezzo del latte spot e della crisi del reddito aziendale. Consigliere Brescacin. Grazie Presidente. Buongiorno ai colleghi. Sono mesi che i nostri allevatori stanno vivendo una situazione che giorno dopo giorno diventa sempre più drammatica e preoccupante. Nelle scorse settimane, infatti, la quotazione del latte spot, cioè il latte sfuso fuori contratto, hanno registrato un crollo verticale, toccando la soglia critica di 25 centesimi al litro presso le principali piazze di riferimento, Milano e Verona, con una perdita di oltre 10 centesimi in meno di un mese, comportando anche una forte diminuzione del prezzo del latte alla stalla, e tale valore risulta ampiamente inferiore ai costi medi di produzione sostenuti dagli allevatori veneti, che a causa dei rincari energetici e di quelli delle materie prime per la razione animale si attestano stabilmente sopra i 50 centesimi al litro. Addirittura questi valori non arrivano a coprire nemmeno i singoli costi della razione alimentare giornaliera degli animali. Teniamo ben presente che il settore zootecnico del latte rappresenta un pilastro fondamentale dell'agroalimentare veneto, con circa 2.000 allevamenti che contribuiscono per circa il 9-10%
alla produzione nazionale e garantiscono la materia prima per eccellenze DOP come il grana padano, l'asiago, il montasio, il provolone valpadana, il monte veronese, il piave e la casatella trevigiana, oltre alla mozzarella STG. In generale oggi il comparto europeo vive una fase di squilibrio tra domanda ed offerta che riversa sul mercato italiano eccedenze a basso prezzo, soprattutto dalla Germania e dalla Francia, e nello specifico a livello nazionale la forbice tra il prezzo pagato agli allevatori e il prezzo del latte al consumo finale non accenna a ridursi, evidenziando una distorsione lungo la filiera che penalizza esclusivamente l'anello produttivo primario, quello degli allevatori e delle stalle. Per evitare la chiusura delle attività zootecniche, specialmente nelle aree montane e pedemontane, che comporterebbe un danno ambientale, sociale e turistico incalcolabile per l'intero sistema regionale, ritengo sia necessario un intervento politico coordinato che non si limiti alla gestione dell'emergenza, ma che agisca strutturalmente per stabilizzare il reddito degli allevatori. Nello specifico, ritengo fondamentale le seguenti azioni. Convocare un tavolo permanente con produzione, industria e grande distribuzione per definire un prezzo minimo alla stalla basato sui costi reali rilevati da Ismea, introducendo clausole di salvaguardia obbligatorie nei contratti e nei patti sociali delle cooperative, introducendo così di fatto un tavolo di crisi e un patto di filiera. Sollecitare il Governo per la creazione di un fondo nazionale di emergenza con contributi diretti e per l'attuazione di una moratoria di 24 mesi sui mutui agrari. Contrastare le speculazioni chiedendo formalmente al Garante per la sorveglianza dei prezzi un'indagine urgente sulla dinamica di formazione del prezzo del latte in Veneto, verificando perché il calo alla stalla non si traduca in un calo per i consumatori. Istituire un contributo specifico, una specie di bonus zona eroica per gli allevatori delle zone delle aree montane e svantaggiate, riconoscendo il loro ruolo di custodi del territorio e compensando i maggiori costi logistici. Lavorare su vigilanza e trasparenza potenziando l'osservatorio regionale e sollecitando l'ICQRF, l'Ispettorato del Controllo della Tutela e Qualità e Repressione Frodi, per i controlli sistematici sul rispetto dei contratti, denunciando ogni forma di acquisto sotto i costi di produzione. Sostenere la promozione del prodotto veneto, incentivando la GDO a riservare scaffali dedicati al latte veneto, ai prodotti lattiero-caseari veneti e ai prodotti delle aree di montagna, valorizzando la qualità rispetto alla quantità delle importazioni. Ho presentato un emendamento nel dialogo e nel confronto con l'assessore di competenza, l'assessore Bond, che trovate inserito nel programma informatico, dove sugli impegni alla Giunta, prima dei punti che ho elencato e che ho anche letto adesso, aggiungo impegno alla Giunta regionale, in sintonia con la posizione espressa dall'assessore regionale competente in sede del tavolo nazionale del latte, a valutare le possibili seguenti azioni. Di seguito le 6 azioni. E nel punto ultimo, il sesto, ho modificato la parte dei prodotti da montagna con prodotti da latte di area montana, lo vedete in neretto. Ringrazio. Grazie consigliera. Consigliere Valdegamberi. Il tema è un po' l'ordine del giorno per chi si occupa di agricoltura, soprattutto di economia montana e del coltura della montagna in questo periodo, perché se il prezzo del latte cala, come è stato detto, in termini generali, ovviamente le marginalità che ci sono in montagna sono già di per sé più ridotte rispetto alle marginalità che ci sono in pianura, ed è chiaro che i costi sono anche maggiori, quindi alla fine chi ne soffre di più è sono i produttori della montagna, che sappiamo che svolgono anche una funzione anche non solo di produzione ma anche di manutenzione del territorio, di cui tutta la collettività poi beneficia. Il tema del calo, c'è stato un periodo in cui il latte insomma andava abbastanza bene, cioè il prezzo del latte era abbastanza buono un anno fa, poi improvvisamente c'è stato questo improvviso calo. È un mercato molto strano, quello dei prodotti agricoli, molto strano perché non è vero mercato, e questo è il tema che vorrei porre. Questo vale per il latte, ma vale anche per altre produzioni, dove si assiste a momenti in cui i prezzi sono accettabili, poi a improvvise crisi che portano addirittura a prezzi di vendita inferiori del 50, 30, 40, 50% ai costi di produzione. Il mercato è l'incontro il prezzo nel mercato nasce
dall'incontro tra la domanda e l'offerta. Ma parlare di mercato in un contesto come quello agricolo significa di usare in maniera impropria un termine. È un regime di oligopolio, se non di monopolio. Ovviamente la Costituzione italiana dice che vanno combattuti gli oligopoli, le concentrazioni e i monopoli a favore del mercato, perché il mercato è incontro tra domanda e offerta, tra interessi contrapposti, ma deve essere un qualcosa che non sia condizionato da una parte o dall'altra, ovvero non è oggi il prezzo di mercato è condizionato da chi, non da chi produce, ma da chi va a comprare, cioè l'agricoltore subisce il prezzo, non solo in questo campo, ma in tanti altri campi. Io dico che non è possibile che pochi soggetti a livello europeo, saranno una trentina a livello europeo, sono coloro che fanno il prezzo dei prodotti agricoli. Gli agricoltori li subiscono i prezzi e quindi io dico, una delle proposte che ho sentito la condivido particolarmente. A un certo punto occorre avere il coraggio che quando si lavora in un regime di monopolio o oligopolio, lo Stato ha il dovere di regolamentare, rimettere a posto le cose, regolamentare il mercato. In che senso? Io dico, le produzioni sotto costo non possono esistere, ci vuole un prezzo di produzione. Tu vendi sotto quel prezzo di produzione, tu acquisti commercianti sotto quel prezzo di produzione, commetti un reato perché costringi qualcuno o a barare, a produrre male, a fare ricorrere a lavorazione in nero o a non rispettare le regole. Siccome il mercato è mercato, bisogna avere parità di condizioni. Il prezzo di produzione deve essere comunque salvaguardato per legge. E non è possibile che poi se andiamo sugli scaffali della grande distribuzione il prezzo del latte non scende, o scende di qualche centesimo, non si vedono le differenze, ma scendono solo per chi produce e così vale anche per gli altri prodotti. Allora, in questo caso lo Stato deve intervenire con la legge. Se tu, caro GDO, cara grande distribuzione, che fai il prezzo, tu poi vendi allo stesso prezzo di prima e vai a pagare sempre meno perché tu sei costretto a pagare un prezzo minimo, altrimenti non si compra. Commetti un reato e paghi. Bisogna arrivare così, altrimenti il mercato da solo non riesce a reggere, a giustificarsi, perché siamo in un regime di monopolio, oligopolio, e oligopoli c'è una parte dominante e una parte soccombente. E quindi questo vale in questo settore come negli altri. Io credo che lo Stato deve stabilire una norma ben chiara, che stabilire volta per volta qual è il prezzo di produzione e chi acquista sotto costo commette un reato e paga patrimonialmente in maniera pesante, se non penalmente, questa azione, perché altrimenti non ne andiamo fuori. Grazie consigliere Valdegamberi, consigliere Del Bianco. Grazie Presidente e ringrazio anche la consigliera Brescacin per aver presentato questa mozione che credo abbia un significato importante in un momento in cui tutti siamo a conoscenza anche della crisi che è in atto in questo momento sul prezzo del latte e in particolar modo della questione che riguarda il latte spot, quindi quella sovrapproduzione. Io mi limito a fare una considerazione molto breve sul tema e ricordo che evidentemente uno dei motivi che è accennato anche nella mozione per cui diciamo le nostre produzioni hanno difficoltà a competere con le altre produzioni di carattere europeo sul costo appunto del latte è dovuta anche e soprattutto, ripeto, c'è scritto anche nella mozione, sul tema dei costi energetici che sono stati in netto aumento. Allora mi preme qui ricordare che da quando è stata votata la legge regionale 27 del 2020 che di fatto assegna delle risorse derivanti dagli extra canoni alle province e anche in parte di fatto alla regione del Veneto, risorse che potrebbero essere sia energetiche sia economiche, che potrebbero essere anche destinate a sostenere questo settore. Ecco, queste risorse dai concessionari che ammontano a circa 20 milioni di euro non sono mai state pagate. Allora, a maggior ragione io penso che si possa cogliere questa occasione della crisi e dei costi energetici per stimolare anche la risoluzione di questo problema su cui credo e spero torneremo presto anche in quest'Aula perché parliamo di risorse energetiche importanti che farebbero molto comodo alla competitività delle nostre aziende anche in questo specifico settore. L'altra cosa che dico e che vale un po' anche come almeno mia dichiarazione di voto è che chiaramente nel contesto e nel ruolo della mozione noi siamo favorevoli sia a questa sia a quella che verrà dopo,
Colgo politicamente un fatto, nel senso che gli emendamenti presentati, sia su questa mozione sia su quella successiva, tendono a alleggerire sul piano politico l'impegno che viene fatto rispetto alla Giunta. Probabilmente nascevano in un contesto di maggior attrito tra le forze di maggioranza. Capiamo dalla presentazione di questi emendamenti che questi attriti si sono forse diminuiti, ma comunque di fatto non capiamo di preciso che cosa è cambiato nella sostanza tale da avere, diciamo così, queste sfumature di significato che in qualche modo alleggeriscono un po' il significato politico, anche e soprattutto rispetto al governo centrale sugli argomenti in oggetto. Grazie. Prego, consigliere Del Bianco, consigliere Corazzari. Grazie Presidente, chiedo di sottoscrivere la mozione. Ok. Visan? Sì, grazie. Il consigliere mi ha anticipato, chiedo di sottoscriverla a nome di tutto il gruppo. Grazie. Bene. Altri interventi? Consigliere Pressi? Analogamente a quanto ha chiesto il consigliere Barbisana, anche noi come gruppo Stefani Presidente sottoscriviamo la proposta da parte di tutti i nostri componenti. Consigliere Sumschi? Anche noi vogliamo sottoscrivere la mozione a parte del gruppo. Altri interventi? Sì. Consigliere Manildo? Sottoscriviamo anche noi il Partito Democratico. Prego. Prego, Assessore Bond. Grazie alla consigliera Prestasin per aver elaborato e presentato questa mozione. Devo dire che condivido i contenuti e anche come sono stati posti e anche l'emendamento. Vi rubo 3 minuti. La prima cosa, guardo il Presidente della Commissione terza, consigliere Marcato. Sarebbe giusto, ve l'ho già detto in Commissione, ma faccio un'altra proposta, senza mancare di rispetto al Consiglio che è supremo, però sarebbe giusto, a mio avviso, lavorare proprio sui contenuti in Commissione su certi argomenti. Questo del latte, consigliere e Presidente, è un argomento che merita. Nella mozione si parla di tavolo. Allora, la proposta che le faccio, ma la faccio anche all'intero Consiglio, se voi siete d'accordo, magari un incontro con i produttori e anche la GDO e anche le parti industriali su questo argomento la possiamo fare in Commissione. Perché? Perché fondamentalmente è una sorta di azione plenaria complessiva con i consiglieri e l'assessore competente e le parti tecniche e ci confrontiamo anche facendo una fotografia di quella che è la situazione reale. La situazione reale è una. Noi siamo passati nel 2025 da una grande festa del latte perché valeva 0,70, ci siamo inebriati di questo, tutti hanno tenuto la produzione alta e parlo al Presidente del Consiglio regionale, sa cosa vuol dire tenere la produzione alta in un'estate abbastanza fresco, non sono stati eliminati gli animali, sono tenuti, non si sono eliminati dei produttori medio buoni che in altre situazioni vengono eliminati e quindi tutti quanti in Europa hanno cominciato a produrre di più. Perché? Perché era 0,70. E voi sapete che produrre tanto significa mettere sul mercato tanto prodotto e alla fine l'incrocio tra la domanda e l'offerta porta a un calo del prezzo. Allora, qual è il tema? Il tema è questo. Qua non c'è una differenza tra montagna e pianura. Attenzione, è vero che in montagna si ha tanto sacrificio nel produrre, però in questo momento la montagna viene protetta da un ombrello protettivo che si chiama diciamo, sistema cooperativistico in generale. La cooperazione, in questo caso qua, guardate, ci facciamo una chiacchierata fra di noi, ma la cooperazione in questo caso aiuta, di qualsiasi colore sia, aiuta in Emilia Romagna, in Veneto, aiuta a mantenere e diciamo a stabilizzare il prezzo. Domanda, perché? Perché la cooperazione è anche quella che fa un prodotto lattiero-caseario di un certo tipo con un certo valore aggiunto e che quindi a quel punto lì il trasformato del latte assume valore di più e l'allevatore
ne prende una parte del beneficio, una parte importante del beneficio, che sia in qualsiasi regione, nella regione Emilia-Romagna, nella regione Veneto, nella regione Lombardia. Ecco, in Lombardia si sente di più la crisi del latte, perché il sistema cooperativistico non è forte. Il sistema cooperativistico in Veneto raggruppa e presenta circa il 50% del prodotto. Abbiamo latte Soligo, abbiamo le latterie vicentine, abbiamo latte Busche e anche qualche altra struttura. Allora, siamo più fortunati? No, è la storia che ci porta a essere un po' più fortunati e dobbiamo ringraziare tutto quello che ha portato alla formazione e al rafforzamento di questa struttura. E poi dobbiamo ringraziare anche quei grandi consorzi che prelevano e posizionano il prodotto lattiero-caseario, che tipo, faccio un esempio ma non voglio fare pubblicità, Gran Terra ad esempio. Gran Terra è un grande acquisitore di formaggio che lo posiziona in tutte le parti del mondo e, essendo forte, lo posiziona anche a prezzi buoni, cioè non subisce speculazioni. Qual è il mio rammarico? Il mio rammarico è questo, è fatto di 3 parti. Il primo, le aste per bisognosi di latte, in questo caso le aste vengono fatte con latte europeo. Mi spiego, non vengono fatte con latte italiano. Quando noi, nazione italiana, mettiamo diversi milioni di euro per acquisire del latte e darlo a tutte quelle categorie che hanno bisogno, perché il latte è un'ottima proteina, lo facciamo con latte europeo. E qui io stimolo il Consiglio, ma anche la terza commissione, ma anche me stesso, perché a me piacerebbe... I tempi, Assessore. I tempi? Finito. Continueremo in commissione, però no, scusate. stimolo il Consiglio a trovare una sorta di individuazione, chiamiamola geografica, di format produttivo per il latte italiano, per il latte veneto. Poi, scusatemi, non posso più continuare, ma faremo qua fuori una chiacchierata. No, il regolamento, Assessore. No, te che ha fatto anni quel Consiglio. No. E invocavi i tempi. E invocavi i tempi. Allora bisogna cambiarlo. Ma i capigruppo hanno deciso così. No, ringraziamo, mi spiace, l'assessore aveva altri 2 punti, però insomma è il motivo per cui dovremmo andare in commissione, giusto? E c'era il consigliere Patron, prego. Sì, grazie Presidente, grazie consiglieri, anche il gruppo di Forza Italia sottoscrive questa mozione. Grazie. Consigliere Borgia, prego. Ah, scusami, grazie. Consigliere Pasqualon. Sì, grazie Presidente, anche il gruppo UDC sottoscrive la mozione. Bene. Consigliere Borgia. Grazie Presidente, anche il gruppo di Fratelli d'Italia sottoscrive l'emendamento. Consigliere Cendron. No, adesso c'è Cendron. Sì, scusami, Baldan, consigliere Baldan F. Sì, grazie. Sottoscrivo l'emendamento e ringrazio l'assessore. Condivido la proposta di ampliare anche l'offerta all'assessore Marcato. Tra l'altro questa dovrebbe essere prassi in situazioni di questo tipo che riguarda l'intero arco economico. Accetto questa cosa, la condivido pienamente. Grazie. Grazie. Consigliere Cendron. Sì, anche come Civiche Venete sottoscriviamo la proposta ed era interessante sentire gli ultimi 2 punti dell'assessore. Guardate che, guardate, scusate, io non sono l'Inquisizione, quindi il Consiglio è sempre sovrano. Metto i voti il fatto che sentiamo gli altri 2 punti. Alzata di mano. L'avete proposto adesso, sulle mani ragazzi. Stiamo votando e finisce il discorso. Alzate le mani. Ostanelli, perché alzi di poco? Bene. Prego, Assessore. Questo non vuol dire tutto il pomeriggio. Voglio rubare ma 3 minuti. Il secondo punto qual è? Il secondo punto è un punto che so che magari dà fastidio a qualcuno. Bisogna intervenire sulla stalla, no? Eliminando i capi che hanno difficoltà produttive e che tendenzialmente, data l'età e anche altri problemi sanitari, possono essenzialmente essere eliminabili. Allora noi facciamo la fotografia del numero dei capi che normalmente vengono eliminati in un anno sulla stalla
il numero superiore è quello da eliminare. Quel numero che noi eliminiamo dobbiamo incentivarlo, cioè pagarlo a capo. Dobbiamo arrivare a pagare i capi eliminati sopra la media normale della stalla, pagandoli proprio realmente. Perché dico questo? Perché l'altra parte, l'altra proposta che sta girando a livello europeo è quella di stoccare il latte, cioè praticamente prendere grandi quantità di latte e praticamente prelevarlo dal mercato per farlo praticamente aumentare. Però stoccare il latte a volte si fa brutta figura. Ci ricordiamo AIMA e altre situazioni. Quindi questa è la seconda proposta. La butto lì perché sarà anche proposta oggetto di discussione durante la commissione terza. Ultima considerazione. Dobbiamo, anche se siamo fortissimi sui prodotti DOP e GGP, in generale dei formaggi, dobbiamo agganciarci all'Istituto Commercio Estero perché dobbiamo penetrare su mercati che in questo momento non siamo mai arrivati. Dobbiamo quindi utilizzare le boutique di prodotto e qui abbiamo finanziamenti al 100% per rimanere là anche diverso tempo e far conoscere i nostri formaggi veneti importanti. I nostri formaggi veneti, attenzione, devono essere conosciuti. Nell'ultima asta, nella penultima asta dei formaggi per incipienti è stata data priorità al formaggio Grana Padano e Parmigiano Reggiano e meno ai prodotti secondari, ai formaggi secondari Montasio, Asiago e Piave. Dobbiamo, caro Presidente, e qui la voce del Veneto deve essere forte, dobbiamo far capire che i nostri formaggi devono essere allo stesso pari dei formaggi tanto pubblicizzati. Io ho finito e grazie di avermi dato la parola. Grazie Assessore. Aggiungerei un quarto punto che è quello della lotta dell'Italian Sounding. Sono 120 miliardi all'anno di prodotti imitati che vanno sui mercati e che sono nostri prodotti. Bene, allora adesso organizziamo un po' i lavori per far... Ancora? Prego Rocco, consigliere. Che io avevo già sottoscritto la mozione, quindi ringrazio la consigliera Brescacin per averla presentata e sono contento che tutti abbiano deciso di sottoscriverla. Grazie, scusa se non l'avevo visto. Per organizzare i lavori e far veloci, c'è un emendamento che voi vedete a video, metterei in votazione l'emendamento, poi se volete, ma non è necessario, dichiarazione di voto sul documento, ormai le abbiamo fatte tutti, e poi votiamo il documento per rinvio in commissione. Quindi votazione aperta la votazione per l'emendamento. Giallo? Prego. Chiudiamo la votazione. 32 a favore, 9 astenuti. Beh, verbalizziamo la consigliera Bigon astenuta. Pronti per la prossima votazione? Rinvio in commissione in base alla proposta dell'assessore Bond. Aperta la votazione. È d'accordo la consigliera Brescacin? Stiamo... Approvato con 44 voti a favore. Bene, adesso siamo al punto 10 e lascio al vicepresidente Rucco. Ah no, c'è una cosa da definire. Fino a che ora si va avanti oggi pomeriggio? Io sono disposto anche a finirli tutti. No, ma facciamo una proposta che sia sostenibile anche per l'organizzazione. Alle 18? 18 chiuso. Bene, grazie. Lascio la presidenza al vicepresidente Rucco. C'è il 10. Dov'è il pacchetto di... Grazie. Partiamo col 10. No, si deve partire.
Articolo 10, illustrazione da parte del... Chi è? Ok. Allora, partiamo con il punto numero 10, risoluzione numero 4, presentata dalle consigliere Conte, Bedina e Vianello, nuova politica agricola comune, PAC, il governo sostenga gli operatori del settore. È presente sempre l'assessore Bond. Quindi proceda, prego, consigliera Conte. Grazie Presidente. Consigliere. Io volevo solo intanto informare che ho depositato 3 emendamenti che li trovate nel programma informatico e quindi in merito a questa risoluzione. Va bene. Allora, l'agricoltura in Italia non è solo economia, è certo il lavoro, ma è anche tradizione, cultura e storia. È un patrimonio forte che deve essere tutelato e sostenuto ovviamente con delle risorse. È per questo che in Europa hanno creato proprio una linea ad hoc proprio per questo settore dedicata proprio all'agricoltura. La politica agricola comune, la PAC famosa, ha lo scopo appunto di sostenere i nostri agricoltori. Sostenerli perché senza i nostri agricoltori non avremo i nostri prodotti e non saremo in grado neanche noi di sostenerci. Ma l'ultima proposta fatta dalla Commissione europea mette davvero in difficoltà, stravolge completamente i pilastri della PAC. Detto questo, andrebbe in qualche modo e questo l'abbiamo visto anche con gli agricoltori, le categorie che si sono attivate immediatamente per quello che io ho presentato questa risoluzione i primi giorni del mio mandato, perché è necessario, fondamentale andare a sostenerli affinché vi sia la possibilità di attuare e sostenere, oppure continuare a sostenere ovviamente, perché nel frattempo sono maturate alcune cose, i nostri agricoltori, affinché ci sia una modifica della proposta attuale della Commissione europea, perché avrebbe degli effetti devastanti nei confronti di tutto il settore degli agricoltori e anche degli allevatori. Quindi io chiedo di fare un fronte comune da questo Consiglio affinché si possa dare sostegno a chi si alza ogni mattina presto per andare a coltivare la nostra terra. Ho notato che anche a livello comunale, ad esempio a Chioggia, è stata presentata questa risoluzione, quindi questo vuol dire che è un argomento molto sentito anche dal territorio. E noi non possiamo permettere che l'Europa distrugga il settore dell'agricoltura come ha fatto con la distruzione del settore delle auto. Noi non abbiamo bisogno di regole come il Nutri-Score, perché non abbiamo multinazionali o altro, abbiamo degli agricoltori e degli allevatori che lavorano la terra, che si alzano al mattino presto e vanno a lavorare e sanno bene quello che fanno. Quindi la mia richiesta è quella di continuare a sostenere da questo Consiglio regionale i nostri agricoltori e i nostri allevatori. Grazie. Grazie consigliere. Passo la parola al consigliere Cunegato Carlo. Sì, grazie Presidente. Allora, noi riteniamo davvero che la scelta della Commissione europea sia scellerata, quindi siamo d'accordo con la mozione. Questa Commissione europea che probabilmente è la più a destra della storia, non solo perché è guidata da von der Leyen, non solo perché ha una ministra degli esteri come la Callas profondamente guerrafondaia, ma anche perché annovera tra i vicepresidenti Fitto, Fitto che è di Fratelli d'Italia. Cioè noi vorremmo una Commissione europea che si occupa di biodiversità, di diminuzione, cioè di transizione ecologica, di diminuzione delle disuguaglianze, di sostenere i diritti economico e sociali degli europei, e invece di fatto si occupa da una parte del riarmo e dall'altra con questo provvedimento di diminuzione dei fondi per l'agricoltura. Ecco perché il PAC fa due cose, no? Diminuisce i fondi per l'agricoltura pari quasi al 30% e dall'altra parte propone una fusione tra il PAC e i fondi di coesione. Questo è un altro elemento su cui bisogna stare attenti e discutere, no? Nel senso che i fondi di coesione
potrebbero non essere più figli di una trattativa tra Commissione e le varie regioni, ma tra la Commissione e gli Stati, che poi potrebbe distribuirli un po' come meglio crede. No? Ecco, dal mio punto di vista quindi, anzi dal nostro punto di vista, questa è una mozione sensata e la sosterremo, ma è obbligo in qualche modo sottolineare alcune incoerenze, alcune contraddizioni, vero? Da una parte perché, come dicevo, è la Commissione europea con il vicepresidente Fitto ad aver deciso questa cosa e quindi è un po' surreale che la richiesta venga fatta al Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Quindi si chiede a un Ministro di Fratelli d'Italia di prendere una posizione contro la scelta di una Commissione europea dove il vicepresidente è proprio Fitto di Fratelli d'Italia. Dopodiché, ecco, anche se se ne discuterà, penso non oggi, ecco, volevo ricordare che la necessità di tutelare gli agricoltori emerge anche nella nostra contrarietà al Mercosur, vero? Ancora una volta chi decide a favore del Mercosur? Il Consiglio europeo, dove c'è il nostro governo, no? Quindi il governo decide per il Mercosur, la Commissione decide per questa riforma della PAC e quindi fondamentalmente il governo italiano è responsabile di queste decisioni. Ecco, noi siamo dalla parte degli agricoltori, ma perché siamo dalla parte dei lavoratori dell'agricoltura. Siamo anche per sottolineare come questi finanziamenti siano necessari in un settore dove anche nella nostra regione purtroppo ci sono sempre più casi di caporalato e anche, come dire, di negazione dei diritti. Siamo dalla parte anche dell'agricoltura perché riteniamo, e quindi voteremo a favore di questa mozione, che sia necessario tutelare anche alcune regole della nostra agricoltura che tutelano di fatto anche un'alimentazione sana. Grazie consigliere Cunegato. Passiamo la parola alla consigliera Ostranello. Grazie Presidente. Prego. Sì, per riprendere le parole del collega Cunegato, ovviamente voterò anch'io a favore di questa risoluzione, ringrazio anche le consigliere proponenti e io penso che in quest'Aula sia anche il caso di mettere alcuni puntini sulle i rispetto al fatto che pur apprezzando l'impegno e la proposta, io ho, come dire, dei dubbi rispetto poi al fatto che il nostro governo porterà davvero questa istanza all'interno delle sedi che voi ritenete. Quindi io concordo pienamente con la risoluzione, la voterò. Mi chiedo come sia possibile poi che effettivamente queste istanze vengano portate da chi in realtà dentro quella Commissione europea è a favore di quello che è stato votato, cioè la PAC. E andiamo sul contenuto. È gravissimo che il pilastro dedicato all'agricoltura si mischi ad altri pilastri. Lo sanno bene gli agricoltori, lo sa bene chi si occupa di questi temi da anni. Pensare che si dichiari pubblicamente che i fondi saranno in aumento quando in realtà mischiando i pilastri si compete con dei fondi che sono quelli di coesione, va da sé che i fondi dedicati solo all'agricoltura probabilmente saranno molti meno, non solo probabilmente ma quasi certamente. In più io aggiungerei, se avessi scritto io la mozione, che dipende anche da chi affidiamo quei fondi o da quali sono i meccanismi che ci permettono ad esempio di tutelare per quanto ci riguarda i piccoli produttori, i piccoli agricoltori piuttosto che i grandi. Anche in questa regione, ma l'assessore lo sa bene, noi abbiamo una disparità rispetto al fatto che l'80% oggi delle risorse dall'Europa verso la regione sono state date a grandi aziende agricole piuttosto che a piccole aziende agricole e noi sappiamo che 80-20 non è un bilanciamento equo. Quindi aggiungerei, se avessi proposto io, addirittura l'attenzione a che poi quei fondi nel momento in cui noi non mischiamo i pilastri vadano dati in particolare a quelle produzioni che caratterizzano la regione del Veneto. E avrei anche aggiunto il fatto che quando noi parliamo di agricoltura e quando la sovvenzioniamo, non pensando alla sovvenzione come un puro aiuto, perché non è quella la logica che anche gli agricoltori chiedono,
Quanto a degli investimenti, io penso dovremmo anche aiutare il fatto che si supportino più quegli agricoltori che fanno delle pratiche sostenibili, quindi si potrebbe addirittura incentivare di più chi fa agricoltura in una certa maniera piuttosto che un'altra, per fare in modo che vada da sé il fatto che poi si usino un certo tipo anche di strumenti nell'agricoltura. Detto questo, la contraddizione politica rimane, quindi sono d'accordo nel dispositivo, ovviamente mi chiedo come sia possibile appunto che il Presidente Fitto sia stato uno dei primi poi a sostenere invece quello che è accaduto rispetto e sta accadendo rispetto alla PAC, e mi chiedo anche come possa poi una Commissione europea che oggi, per me sbagliando, ha delegato agli Stati nazionali in realtà poi il contenuto vero della politica agricola, di fatto succederà così. Mi chiedo poi questo dispositivo dove arriverà, cioè noi lo inviamo al Parlamento chiedendo di ascoltarci, benissimo, voterò a favore, il Parlamento è quello che oggi ha votato a favore in Europa verso questa politica agricola, quindi o è schizofrenico o purtroppo non ci ascolterà. Io spero davvero che sia incisiva la mozione della collega Conte, ho dei dubbi che accadrà. Nel momento in cui poi quel governo che ha votato la PAC così com'è vedrà la nostra mozione votata all'unanimità, spero, e dirà cambiamo idea, comunque poi la politica agricola delega al nostro governo, e al nostro governo abbiamo le forze di centrodestra in questo momento, che quella politica agricola non solo l'ha voluta ma ci ha anche creduto in Europa, quindi c'è una contraddizione che non quadra, quindi il nostro voto, coerentemente con la nostra posizione assunta anche in Europa, sarà ovviamente favorevole alla proposta. L'effettività di una risoluzione, purtroppo, per come la politica funziona oggi in questo Paese, non credo davvero arriverà al risultato. Grazie consigliera. La parola al consigliere Lovat. Prego. La collega Ostadel mi ha quasi tolto le parole, quindi accorcerò necessariamente, mi complimento, condivido praticamente l'intervento dall'inizio alla fine, partendo proprio dall'appoggio alla mozione. La mozione trova totalmente la nostra approvazione, però l'osservazione più puntuale dell'intero intervento preciso della collega Ostanel è quello che mette in rilievo come la politica agricola sempre più è nelle mani dello Stato, cioè quello che era un pilastro dello Stato membro, quello che era un pilastro del processo di integrazione europea, quando si parlava ancora di comunità europee, con l'evoluzione recente ha cambiato un po' il rapporto tra la PAC a livello di Unione Europea e la politica agricola nella decisione degli Stati. Lo dico in maniera molto semplice. La sensazione è che gli agricoltori sempre più abbiano motivi di lamentarsi, lo vedete attraverso le proteste di piazza organizzate, crescenti, ma che ormai sono decennali. Ricordiamo tutti Vancimuglio, parliamo degli anni 90, quando si parlava di quote latte, problemi che sono rimasti irrisolti a lungo, ma progressivamente le proteste sono arrivate anche a Bruxelles, anche recentemente noi abbiamo avuto moltissime sollecitazioni di agricoltori, ci sono stati perfino casi di cronache eclatanti purtroppo. Quello che ultimamente in più è emerso è la sensazione che da parte del nostro Paese non ci sia una strategia di medio e lungo termine. L'accordo sul Mercosur a noi ha lasciato letteralmente perplessi, perché nel quadro di un accordo globale di economia si è andata a penalizzare completamente la parte dell'agricoltura. Noi, entrando in commercio con una area del mondo come l'America Latina, sottoponiamo la nostra agricoltura a una concorrenza difficilmente sostenibile. Le lamentele che provengono dal mondo produttivo agricolo le riteniamo pienamente motivate e riteniamo che questa mozione debba aprire soprattutto una riflessione politica sul modo in cui l'Italia si rapporta con l'Europa per tutto quello che riguarda il primo settore produttivo. Siamo fortemente perplessi e nell'appoggiare questa mozione, che veramente trovo perfetta, invito però le forze politiche che in questo momento sono al governo anche del Paese a sollecitare chi di dovere in Parlamento e nel Ministero dell'Agricoltura
per cominciare a pensare di rivedere completamente un'impostazione che non si può cambiare anno dopo anno a seconda di come vanno le cose. Qui deve essere, a nostro giudizio, ripensata completamente la strategia delle politiche agricole dello Stato membro nei confronti della PAC dell'Unione Europea. Grazie. Grazie consigliere. Ora la parola al consigliere Valdegamberi, prego. Si prepari Borgia. Sì, non si può non essere d'accordo su quello che sta scritto, però il problema è più profondo. È profondo perché non è solo questione di risorse, è questione di normative che non possiamo noi, in un mercato che abbiamo voluto estenderlo a un mercato ormai quasi globale, con il Mercosur c'è una grande area geografica che viene con i propri prodotti in concorrenza con i nostri, non possiamo applicare per le nostre produzioni alcuni principi anche giusti di produzione buona, che sia una produzione sana, giusta, come diceva un certo Petrini mi pare, e per cui cerchiamo di dare delle norme molto restrittive per chi produce in questo Paese e in Europa e in Italia in particolare, e poi mettere queste nostre produzioni in concorrenza con un mondo dove quei principi lì non esistono, dove l'unico principio è quello di dire è il minimo costo, massimo rendimento. Quindi produzione dove ci sono persone che vengono magari sfruttate per produrre, dove vengono usati fitofarmaci da noi proibiti chissà da quanto tempo, quindi il problema della salute, dove ci sono condizioni di produzione totalmente diverse dalle nostre e quel prodotto lì viene messo in concorrenza con il nostro. Allora, se il mercato è mercato, avviene tra regole uguali a mercati uguali e non tra regole diverse a mercati uguali, perché lì non è mercato, è discriminazione e siamo destinati solo a soccombere. Inutile, abbiamo fatto tanti anni di normative sempre più restrittive, ormai vessatorie per chi produce. Ormai sono più le carte che devono compilare, spesso anche carte false, perché basta essere a posto con le carte e poi la sostanza la puoi eludere. Abbiamo fatto una montagna di carte e un'agricoltura di pura assistenza che sta sopprimendo i nostri prodotti, costosi sempre di più, e non può essere competitiva per niente se apriremo a un mercato, come stiamo aperto con il Mercosur, dove altre produzioni non rispettano queste regole e spiazzeranno le nostre, non c'è dubbio. L'agricoltura è stata sacrificata ancora una volta sull'altare di altri settori. Anche l'agroindustria magari ne vantaggia andare a comprare dove costa meno e lasciare i nostri prodotti nei cambi, magari 4 contributi che stiano zitti, rimboschiamo noi per disboscare e coltivare in Brasile. Questa è la politica ecologica, diciamo l'ipocrisia ambientalista, ecologica e salutistica che va a distruggere la nostra agricoltura per fare importare prodotti da altre parti del mondo, dove questi problemi qui che noi ci poniamo, anche giustamente, non se li pongono, non vengono posti, passano con gli aerei ad avvelenare, usano prodotti fitofarmaci che noi sono vietati e fanno concorrenza con i nostri. Allora, voler dire, non è su questione di aggiungiamo un po' di soldi, sì, giusto, ma dobbiamo rivedere l'assetto normativo. Quando mi trovo che come in questo periodo dove un agricoltore che ha trattato con prodotti del tutto inefficaci, privi di principio attivo, delle ciliegie che marciscono sulle piante, lo stesso poi viene uno della VEPA, perché la regione ha detto che tu devi stare a 30 metri nuovi di 5, ti faccio un verbale di 7.000 euro. Cosa stiamo facendo noi? Distruggiamo, mortifichiamo i nostri produttori sulla base di norme iper rigide, a volte paradossali, a volte senza senso, che sono contro ogni logica, per poi mangiare sulle nostre tavole le ciliegie dalla Turchia che vengono qui trattate ancora con prodotti che noi abbiamo abolito da tempo, che usavamo 30 anni fa, oppure prendiamo il grano fatto maturare col glifosate che noi usiamo per diserbare, gli altri lo usano per far maturare il grano, o la polenta che viene, il mais che viene da zone dove magari ci sono radiazioni, portiamo qua questo, viene all'interno dell'industria alimentare, usiamo quei prodotti lì perché i nostri prodotti sono fuori mercato.
Questa è la realtà, quindi dobbiamo togliere ogni forma di ipocrisia. Una volta che abbiamo aperto il liberismo, almeno sburocratizziamo le nostre produzioni all'interno, altrimenti più che possiamo aggiungere soldi, ma non sarà mai abbastanza. Purtroppo oggi siamo bloccati da una serie di norme che sono vessatorie e stancano, fanno fuggire dai campi chi li lavora. Grazie consigliere. Consigliere Borgia, prego. Presidente, chiedo una sospensione, una breve sospensione per confrontarci. Se è consensuale e da parte di tutti unanime, però bisogna spiegare un attimo esatto, la motivazione. Un attimo solo. Prego Borgia, spieghi meglio la sua richiesta così. Ho dato la parola al consigliere Borgia, poi le do la parola al consigliere. Chiedo una breve sospensione per confrontarci con il proponente in merito alla possibilità di un emendamento che avevamo proposto all'inizio ma non è stato completamente messo all'interno della mozione, della risoluzione, scusate. Grazie consigliere per la spiegazione. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, vuole essere contrario? Bisogna votare eventualmente, certo. Lui ha espresso Se siamo tutti d'accordo, è unanime, non si vota, altrimenti, però mettiamolo a verbale, facciamo intervenire qualcuno che lo dica semmai. Ostanel, oppure? Prego. Ah, vuole intervenire nella discussione, non rispetto alla richiesta del consigliere. No, però... Va bene. Ok, prego consigliere Del Bianco. No, chiedevo perché altrimenti sospendiamo sempre la discussione, no, sempre, è la seconda volta che capita nello stesso Consiglio. No, è la seconda. Di fatto, altrimenti usiamo la sospensione per interrompere in parte anche una discussione che sul piano politico credo sia particolarmente interessante. Perché al di là dei temi e dei concetti che sono stati ben espressi dai miei colleghi, io rilevo che ho valutato attentamente gli emendamenti che sono stati presentati e rispetto alle posizioni appunto che condivido, espresse in particolar modo dalla consigliera Stanelli, i consiglieri Cunegato, che mi hanno preceduto negli interventi, devo dire che francamente preferivo la mozione nella sua versione non emendata. Faccio questo esempio perché evidentemente un emendamento proposto dalla proponente suggerisce di togliere il quinto punto dell'elenco puntato iniziale, che dice una cosa che mi pare che in molti abbiano ribadito qui anche negli interventi che ci hanno preceduti, cioè dice sostanzialmente le attuali politiche europee, troppo spesso ispirati da una visione ideologica lontana dalla realtà e dalle esigenze dei territori, stanno creando pesanti conseguenze sull'agricoltura italiana, con l'imposizione di vincoli burocratici e normativi sempre più stringenti. Questo è quello che c'è scritto nella mozione e quello che la proponente, che ha scritto la stessa mozione, ora chiede di togliere. Capite che sul piano politico questa cosa non è esattamente irrilevante, perché dà un significato profondo al senso stesso della mozione. Stessa cosa le altre modifiche, che di fatto annacquano parecchio il significato finale della mozione rispetto a quello che è un ruolo, evidentemente, che una consigliera di un partito sottopone esattamente all'analisi politica dell'operato della Commissione europea rispetto alla PAC. Quindi, insomma, io penso che ci sia una questione abbastanza significativa rispetto alla proposizione di questi emendamenti, quindi chiederei anche eventualmente alla proponente di spiegarci perché propone una mozione e poi propone di togliere gran parte del suo significato.
Grazie consigliere. Io a questo punto, se il consigliere Bozza vuole intervenire o aspetta la sospensione. Perfetto. Allora, scusi, segretario, allora se c'è qualcuno contrario alla sospensione lo esprima, altrimenti mi pare che sia unanime. Bene, non vedo contrarietà, quindi sospendo per una decina di minuti al massimo. Grazie. Non dico 5, sennò dopo un'altra volta. No, se c'è unanimità no, l'ho appena chiesto. Lei Ostanelle, se vuole chiedere la votazione. Qualcuno contrario? Nessuno ha alzato la mano, quindi per me non c'è, quindi è sospesa per 10 minuti la seduta. Prego.
Allora, possiamo procedere, capigruppo? Adesso vi faccio venire l'ansia come Zaia. Allora, questo è il 2 bis che va praticamente di che cosa? Di attimo tutto. Allora, non vedo Barbisan. Allora, questo cosa sostituisce? Questo praticamente va a sostituire questo punto, dove c'era già un emendamento. E quale emendamento? E il 3. Ah, il 3, l'ultimo. Esatto. Questo, allora, se viene votato questo decade. Ok, perfetto. Però scusate, ma dobbiamo ancora... Ah, scusa, dobbiamo registrarlo. In che senso? Quando si deposita. Stiamo registrando gli emendamenti che sono stati presentati. Deposita un emendamento. L'emendamento è assegnato e se... Adesso, no, mi sta prendendo in giro. Emendare un subemendamento. In realtà è un subemendamento. Ecco, c'è anche il Presidente, quindi vi affido a lui che adesso vi richiamo all'ordine. Devo richiamarli all'ordine. Sì, ma mi pare che... No, ho sospeso per fare un Ma mi subemendamento. pare che la consigliera Conte... Tu questo? A che punto siamo? No, c'era uno scritto. No, perché c'era Bocca. C'è il consigliere Bozza che chiede la parola. Vedo che chiede la parola. Non avevo capito se avevamo riniziato o no, perché c'era un momento un po' di concitazione. Allora, questa risoluzione, che ovviamente è una risoluzione che pone un tema molto importante che ovviamente riguarda la PAC. Per favore. Penso che sia giusto che il dibattito avvenga anche in sede di Consiglio regionale, in considerazione dell'importanza che il Veneto ricopre in un comparto strategico come quello dell'agricoltura. Tuttavia è evidente che oggi a livello europeo ci sono delle proposte, come quella della Commissione, che spesso magari non sono in linea con quello che poi avviene nella discussione parlamentare. Voi sapete che Forza Italia fa parte del PPE, che è il Partito Popolare Europeo, che è la forza di maggioranza che costituisce la maggioranza europea, e noi stessi, quando la Commissione ha delineato questa proposta di un fondo unico, di fatto andando a interrompere quella che era i due pilastri sulla quale la PAC ha sempre dato un'attenzione di stabilità e di equilibrio anche nei confronti del nostro Paese, e abbiamo manifestato le dovute e necessarie perplessità, perché è giusto da una parte prevedere quelle che possono essere delle prospettive di risorse migliori e aggiuntive, come quello che oggi siamo probabilmente riusciti a fare con un'operazione politica importante che parte dal nostro governo e che arriva là in Europa con le forze politiche che votano poi a livello parlamentare e che si sono battute per dare continuità a quella che è un'azione europea di strategia, ma mettendo i puntini sulla I su quelle che possono essere delle prospettive magari anche di danno a breve termine nei confronti di un comparto agricolo come quello italiano, che è basato su delle peculiarità e delle caratteristiche che ovviamente non sono comuni agli altri paesi. E credo che il Paese Italia, insieme agli altri 15 Stati membri che hanno manifestato perplessità sulla proposta, oggi debba essere orgoglioso di due azioni politiche portate avanti. Da una parte sicuramente quella di aver dato un freno all'ipotesi di un fondo unico
così come era stato concepito embrionalmente dalla Commissione, e la seconda è l'aspetto economico, perché evidentemente nell'ambito dell'operazione complessiva dell'equilibrio, quello che oggi noi dobbiamo registrare Per favore. è che il nostro Paese, proprio come finanziamenti della politica agricola comunitaria, probabilmente riuscirà a portare a casa, a spuntare qualcosa di più rispetto a quello che poteva essere la prospettiva iniziale. E questo l'abbiamo fatto perché? L'abbiamo fatto perché oggi noi abbiamo una filiera istituzionale, perché oggi noi abbiamo una filiera politica che è al fianco dei nostri agricoltori, che è al fianco anche delle associazioni di categoria che hanno manifestato giustamente e dato anche delle prospettive di accorgimento e correzione di quelle che oggi sono alcune idee europee che si sono delineate, e che credo con orgoglio anche politico nazionale. Da una parte, quando si è al governo italiano, siamo tutti in maggioranza e sappiamo che cosa dobbiamo fare. Quando poi siamo a livello europeo, abbiamo 3 forze politiche che oggi sono il perno del governo italiano, che però sono rappresentate a livello europeo da gruppi distinti. E credo che la responsabilità di chi governi l'Europa sia quella di far sintesi anche con gli alleati nazionali, ma che a livello europeo sono su posizioni diverse, di far sintesi quando si parla di Italia e del sistema italiano. Quindi anche nell'ambito agricolo, che ricordiamo sempre essere un pilastro fondamentale non solo della PAC, ma anche del nostro Paese, della nostra economia e della nostra produzione, che ha costituito per generazioni la tradizione e la storia di un Paese, dando non solo prospettive di sviluppo, ma anche prospettive alle future generazioni. E noi dobbiamo oggi difendere questa storia, questa tradizione, però lo dobbiamo fare non con populismo, ma con azioni popolari che siano concrete ed efficaci e pragmatiche, e che diano la possibilità al nostro Paese di poter continuare ancora a investire orgogliosamente su un comparto agricolo che, ripeto e ribadisco, dobbiamo vederlo con le prospettive anche di una futura generazione e continuità di questo testimone di cui credo che il nostro Paese sia grande riconoscitore. Grazie. Grazie consigliere Bozza, consigliera Barbera. Grazie Presidente. Io vorrei intervenire perché ci tengo a esprimere quella che è la posizione del gruppo consigliare Fratelli d'Italia e in particolare a far passare un concetto che per noi è fondamentale, vale a dire l'operato del nostro governo e del ministro competente in questi termini e in questa materia. È chiaro che parliamo di una materia importante, il settore agricolo è un settore primario, è importantissimo per la nostra regione, e su queste tematiche e sulla PAC il governo si è fin da subito espresso con chiarezza. Credo che sia opportuno anche dare un po' di numeri per entrare nel merito, perché il governo e il ministero hanno respinto con fermezza l'ipotesi di un taglio che si era paventato di circa del 22% delle risorse agricole. Il governo ha condotto quindi un negoziato serrato e grazie a questo negoziato è stata ottenuta l'introduzione di una riserva rurale pari al 10% delle risorse non preallocate. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci saranno un totale di 48,7 miliardi di euro a livello europeo, di cui 5 miliardi saranno destinati all'Italia, e questi saranno fondi interamente riservati al settore agricolo, e questo credo che sia assolutamente importante sottolinearlo anche in questo contesto, visto che parliamo di PAC. A ciò si aggiunge che l'integrazione della dotazione della PAC con ulteriori 45,3 miliardi di euro appunto garantiranno all'Italia 4,7 miliardi in più rispetto alle risorse che erano state inizialmente previste. 10 miliardi in più rispetto alla proposta originaria e 1 miliardo in più rispetto alla PAC precedente. Sottolineo inoltre che nel 2025 il Ministero dell'Agricoltura italiano ha utilizzato il 99% delle risorse europee disponibili, e quindi questo ovviamente è accaduto anche in Veneto.
Quindi nel sottolineare questo, come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, abbiamo chiesto di poter proporre 3 emendamenti alla mozione che vi chiediamo di condividere. Colgo inoltre l'occasione, vista la tematica che stiamo discutendo, per ringraziare l'assessore Bond, perché sono giorni particolarmente intensi, ci sono proteste in corso e ne siamo consapevoli da parte degli agricoltori. L'assessore Bond è molto presente sul territorio anche in questo periodo, lo è stato anche a Verona in fiera agricola, ci sta mettendo la faccia ed è segno di un governo che vuole essere presente, ascoltare il territorio, rispondere con progetti concreti, idee concrete e portarle avanti nelle sedi competenti. Quindi colgo l'occasione anche per ringraziare l'assessore Bond per tutto questo. Grazie consigliere Barbera. Ci sono altri interventi? No. Dopo. Sì, sì, sì. Adesso abbiamo gli emendamenti adesso. Stanno distribuendo gli altri. Abbiamo gli emendamenti, ce ne sono altri 2 in distribuzione. In tutto sono 3, come annunciato. Non si possono fare. Consigliere Barbisan, fai la guardia consiglio? Dovete avere un attimo di pazienza, intanto ritrovate la terminale. Guarda, scusate ma sono in stampa. Prego. Allora, i presentatori degli emendamenti che stiamo attendendo vogliono presentarli? No, ma non si fa illustrazione, No, ma gli ultimi? degli Ah, boh. emendamenti sulle mozioni non si... Sono 2 minuti, se chiede una sospensione passa mezz'ora. No, no, si sta in aula, il tempo che state caricando. Io vi devo avere proprio. Mi manca il 6? Arriva. Prego. Rituale, ma potrebbe aiutare anche nella discussione dell'altro punto all'ordine del giorno, l'estensore, la modifica ha illustrato, era stato... Barbera. No, perché tanto così riempiamo lo spazio. Ecco, sono arrivati, fermi. Pronti? Li trovate a video? Allora, scusa un attimo. Eccoci qua. Questo è l'ordine giusto? Leggi qua. Sì. Allora, passiamo alla votazione, apro la votazione. Non agitatevi, Ostanel, prego. Sull'ordine dei lavori. Per favore. Sono appena stati presentati degli emendamenti, non solo uno, come avevamo capito durante la sospensione. Noi dobbiamo avere anche come gruppi, visto che avete chiesto una sospensione per proporre degli emendamenti, noi abbiamo bisogno di un po' di tempo per leggere gli emendamenti e decidere nei diversi gruppi di minoranza come comportarci rispetto a una modifica di una mozione. 5 minuti. Sono concessi 5 minuti. Cercate di non uscire.
Riccardo, dai che come siamo? A far cose, dai. Prego, accomodatevi, grazie. Iniziamo con la votazione degli emendamenti. Qui c'è. Bene, signori, pronti? Passiamo Del Bianco. Cosa si dice? Per dichiarazioni di voto sugli emendamenti. Non si può. Dai. Sulla mozione? Allora. O per dichiarazione di voto. Bene, prego, dichiarazione di voto. Allora, quindi non la fa dopo eventualmente. Certo. Prego. Posso, perché abbiamo visto velocemente gli emendamenti che sono stati presentati e francamente devo dire che una sospensione così lunga per partorire così poco ci sembra un po' assurda. Inoltre, francamente, sono emendamenti che ribaltano il senso iniziale della mozione, perché vado a leggerne per esempio il primo che ho sotto mano. Non si parla più della riduzione del budget che attualmente risulta magicamente sparita. Così come la cosa ancora più divertente per certi aspetti è che il Ministro dell'Agricoltura, che prima nelle sedi europee non dava priorità agli operatori del settore e voleva rivedere l'attuale proposta avanzata, adesso dovrebbe proseguire l'azione già intrapresa a tutela della priorità degli operatori del settore. Francamente è un cambio di prospettiva del ruolo del Ministro nel giro di 5 minuti che ci fa molto molto sorridere. E quindi anche il Ministro credo che abbia problemi a capire cosa deve fare rispetto alla mozione che gli stiamo per sottoporre. Pertanto noi ovviamente voteremo contrari a queste proposte di emendamenti e ci asterremo sulla proposta di mozione. Grazie consigliere Del Bianco. Consigliere Cunegato. Dichiarazione di voto, ricordo. Sì, a malincuore, perché prima avevamo fatto anche 2 interventi a favore della mozione, è assolutamente evidente che con questi emendamenti non siamo più di fronte ad una difesa degli agricoltori, ma siamo di fronte ad una difesa del governo, no? Come ha detto giustamente qua si scrive la conseguente riduzione del budget del settore è tolto, cioè stiamo qua a discutere del PAC che riduce i finanziamenti all'agricoltura e togliamo dalla mozione la riduzione dei finanziamenti alla cultura, quindi questa mozione diventa completamente svuotata ed è una farsa. No? Rispetto a quanto diceva prima Barbera, ecco, io voglio citare la Guarda rispetto a questi 45 miliardi, è bene essere chiara, non si tratta di soldi in più, è un'anticipazione di risorse già previste e proposte per il bilancio 2028 e 2034. Volevo anche ricordare una cosa a Valdegamberi, che pur essendo cimbro qualche volta non ha la saggezza dei cimbri, quando parla di ipocrisia ecologica. E parla di ipocrisia ecologica proprio quando sta parlando del Mercosur. Consiglieri buoni. Ecco, aspetta, perché quando prima Valdegamberi fa un intervento contro il Mercosur e contemporaneamente parla di ipocrisia ecologica, perché qua ovviamente l'ipocrisia mi sembra che sia tutta un'altra, no? Perché c'è la destra che è responsabile del Mercosur, la destra che è responsabile della riforma del PAC e voi siete contro il Mercosur e contro il PAC. Ecco, ricordo a Valdegamberi che in Europa è stato il gruppo Left e il gruppo Green a firmare il Mercosur. Questo è successo, il gruppo Green e il gruppo Left ha chiesto di ricorrere alla Corte di Giustizia per valutare la costituzionalità europea del Mercosur. Poi voi l'avete
votato, ma siamo stati noi. E quindi è davvero un paradosso che voi siate in difesa degli agricoltori dopo averli penalizzati, ma la farsa si trasforma veramente in commedia, la tragedia si trasforma in commedia quando voi svuotate completamente una mozione dicendo non c'è più una riduzione del budget. Cioè, nasce questa mozione per condannare la riduzione del budget, ma siccome si attacca il governo si emenda una mozione e si toglie la riduzione del budget, il motivo per cui era stata fatta. Quindi anche noi, come dire, votiamo contro questi emendamenti che svuotano la mozione e ci dispiace perché eravamo a favore della mozione. Grazie consigliere. Svuotata così non la votiamo più. Grazie. Consigliere Baldan. Grazie Presidente. Allora, il mio intervento sarà breve, ma giusto per mettere un po' di chiarezza. Allora, prima di tutto, la mozione è stata presentata antecedente all'impegno che ha preso il Governo. Dopodiché, la Commissione europea, quindi non noi oggi, la Commissione europea, ha certificato che nel 2025 il Ministero dell'Agricoltura italiano ha utilizzato il 99% delle risorse europee disponibili, collocandosi quindi tra le migliori performance dell'intera Unione Europea, a conferma dell'efficacia dell'azione di governo. Bene, questo non lo diciamo noi qui oggi. Poi volevo far notare un'altra cosa. Innanzitutto ringrazio la disponibilità della proponente nell'accettare e discutere degli emendamenti che rendono quindi più attuale la mozione che andiamo a votare oggi. Dopodiché, sulla tempistica di presentare gli emendamenti e poi studiarseli, poi decidere cosa fare e cosa non fare, mi pare che sia una prassi che è dettata da un segretario presente in quest'Aula, da un presidente presente in quest'Aula, quindi io non mi incapponerei troppo se fossi in voi rispetto a queste procedure. Altrimenti siete voi che a un certo punto dovrete spiegare che intendete difendere gli interessi degli agricoltori cercando di attuare un'opera di ostruzionismo in Consiglio regionale del Veneto. Grazie. Grazie. Per favore. Consigliere Sumschi. Ah no, scusa, consigliere Rocco, scusami. Io credo che questa sia una delle tante mozioni o delle tante situazioni che noi ci troveremo a discutere che dimostrano che le attuali coalizioni in Italia non stanno in piedi da un punto di vista della visione. Perché noi abbiamo sostanzialmente un governo in Italia che ripropone la stessa maggioranza che c'è in questa regione, che su temi come il Mercosur, che sono temi di sviluppo e di visione, non sta in piedi. E sentiamo oggi il gruppo left, quindi la sinistra, che vota con i patrioti contro lo sviluppo per le nostre imprese. E quindi, certo, gli estremi si toccano. E quindi io poi ho sentito il Presidente Stefani dire alla presentazione dell'anno accademico che lui è per la complessità, quindi anch'io credo nella complessità, sono per l'elogio della complessità, ma penso che si debba anche fare una sintesi. E la sintesi è che è partita una mozione profondamente politica, che magari io potevo non condividere nella sua impostazione, che adesso si riduce in viva la mamma, e io voglio bene alla mamma, e tutti vogliamo bene alla mamma, quindi sì, insomma, mi asterrò, però è una mozione che sostanzialmente adesso non dice granché, e nonostante la sua impostazione, che era un'impostazione di critica, ma che poteva anche essere condivisibile, con degli emendamenti che dicono viva la mamma, ma anche Lollobrigida dice viva la mamma. Grazie, consigliere Sumschi. Beh, per ribadire un'osservazione, non so se la mozione era stata letta precedentemente, perché sembra che sia stata scoperta in campo, in discussione. È chiaro che noi eravamo d'accordo con quella impostazione, anche perché siamo estremamente critici rispetto alle politiche agricole italiane e europee, rispetto anche alla divisione della PAC in cui l'80% va ai grandi territori, non ai piccoli, e noi siamo per difendere le esigenze di chi fa agricoltura vera senza dimensioni latifondiste, tra virgolette. E quindi gli emendamenti non ci trovano d'accordo perché dicono, insomma, va tutto bene, sono bravi, per cui noi ci asterremo. Grazie consigliere Sumschi, non vedo altri interventi per dichiarazione di voto e quindi passerei alla votazione. Allora, emendamento numero 1, è aperta la votazione.
La votazione è chiusa. Approvato con 25 a favore, 16 contrari e un astenuto. Sì. Emendamento numero 2, aperta la votazione. C'è la consigliera Barbera che non riesce a votare. Ah, no, aveva messo la scheda. Ok. Votazione chiusa. Approvato, 27 a favore, 16 contrari e un astenuto. Emendamento numero 5. Aperta la votazione. Votazione chiusa. Favorevoli 25, contrari 16, astenuti 1, approvata. Avanti, adesso emendamento numero 6, aperta la votazione. Votazione chiusa. Approvato con 26 voti a favore, 15 contrari e un astenuto. Emendamento numero 4. Aperta la votazione. Votazione chiusa. Approvato con 25 a favore, 16 contrari e un astenuto. L'emendamento 3 decade a questo punto. Adesso, se ci sono ulteriori dichiarazioni di voto e si va al voto, non c'è nessun altro, bene, meglio così. Andiamo alla votazione della mozione. Aperta la votazione. Dov'eri? Votazione chiusa. (29 a favore, 16 astenuti). Approvato. Adesso abbiamo il punto numero 11. Sono le 5:15 e ce la facciamo a farlo. È una risoluzione. È la numero 6 presentata dai consiglieri Rigo e altri. Operazioni strade sicure, è fondamentale proseguire e potenziare la presenza di militari nelle strade. Consigliere Rigo, prego. Grazie Presidente, con questa risoluzione affrontiamo un tema che è di attualità, la sicurezza che è intesa come diritto fondamentale di vivere serenamente nei nostri territori, nelle nostre città e nei nostri quartieri. Da anni il nostro Paese può contare sull'operazione Strade Sicure, avviata nel 2008, che vede l'Esercito impegnato a fianco delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità e nella prevenzione al terrorismo. E la presenza per favore, se dovete parlare uscite. La presenza sul territorio dei militari non è soltanto operativa, ma è anche un forte deterrente. Vigilare obiettivi sensibili, luoghi ad alta frequentazione significa prevenire reati, ridurre le situazioni di rischio e rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle aree urbane più complesse. Negli anni passati purtroppo abbiamo assistito a una riduzione del contingente strade sicure, sceso progressivamente fino a 5.000 unità, una scelta che ha inevitabilmente indebolito la capacità di presidio del territorio in un momento storico in cui la domanda di sicurezza è cresciuta.
L'attuale governo ha invertito questa tendenza, rafforzando il contingente fino a 6.000 militari presenti in 58 province, dimostrando una chiara attenzione al tema della sicurezza. A questo si affianca anche un impegno più ampio da parte del governo con i pacchetti sicurezza finalizzati a contrastare la criminalità, il degrado e l'illegalità. È una strategia che va nella direzione giusta: più uomini, più mezzi, più presenze sul territorio. Con questa risoluzione si chiede al Consiglio regionale di esprimere la propria condivisione nell'operazione Strade Sicure e invita il Governo a proseguire e intensificare questo impegno, rafforzando ulteriormente il contingente militare così da implementare i presidi nelle città e nei luoghi più sensibili. Questa è una richiesta che arriva da molti nostri amministratori, che arriva dal territorio, arriva dallo stesso presidente dell'ANCI Mario Conte, per cui insomma è una richiesta che arriva anche a fronte del fatto che ci sono nuove forme, nuovi fenomeni di illegalità come le baby gang, i maranza e altro, spesso causati da un'immigrazione incontrollata, i cui risvolti purtroppo sono stati sottovalutati nel corso degli anni. Aggiungo che insomma, i fatti di Torino, i gravissimi fatti di Torino, dimostrano che purtroppo è presente un tessuto di illegalità che sfocia addirittura nel terrorismo. Quindi bene l'azione che sta facendo il Governo. Sulla operazione Strade Sicure in questi giorni il Governo si è espresso a favore dell'implementazione, di una importante implementazione. Insomma, noi chiediamo che a questo, a delle dichiarazioni succedano i fatti. C'è anche un emendamento del consigliere, del collega Soranzo, non so se a nome suo o a nome di Fratelli d'Italia, insomma è condivisibile perché insomma su questi temi credo che abbiamo sicuramente una visione comune. Concludo anche, Presidente, ringraziando le forze dell'ordine per il lavoro che fanno costantemente a difesa dei nostri cittadini e a difesa dei nostri territori. Grazie Presidente. Grazie, quindi c'è già l'assenso per l'emendamento 1 a firma Soranzo e altri. Consigliere Trevisi. Sì, buonasera. Io faccio fatica a dire di no a questa proposta, però è giusto fare una riflessione, perché io poi non vorrei che l'appoggio di questa soluzione sia una specie di soluzione di tutti i mali che invece non vengono risolti con questi. E ve lo faccio con un esempio molto chiaro. Quando venivano da me alla scuola di polizia gli allievi, c'era una differenza fondamentale fra quelli che arrivavano dalla vita militare e quelli che arrivavano dalla vita civile. Chi veniva dalla vita civile era un foglio bianco completamente da riempire, con tutte le difficoltà che c'erano per riempirlo dalla A alla Z. Chi veniva dalla vita militare, vi assicuro che metà di quel foglio doveva essere cancellato. Ma doveva essere cancellato perché le regole di ingaggio, la mentalità, l'impostazione delle forze dell'ordine rispetto ai militari è completamente diversa. Allora, se vogliamo dare un concetto alla sicurezza che non chiamerei neanche più percezione di sicurezza, perché io mi rendo conto che adesso ai cittadini bisogna dare sicurezza, e quindi se io non me la sento più di mandare mio figlio in stazione perché c'è un problema di sicurezza, non è una percezione, è sicurezza. Se io la sera non esco più perché ho paura, è sicurezza. E quindi la presenza è indubbio di militari. Mio padre era un militare, quindi davvero lungi da me qualunque pregiudizio, è davvero uno scopo di deterrenza, però bisogna lavorare su soluzioni anche più concrete che riguardano invece le forze dell'ordine in primo luogo, perché se no vedete anche la creazione continua di pacchetti di sicurezza con l'aumento di pene o l'aumento di nuovi reati, senza però dare dei concreti sostegni alle forze dell'ordine in qualità di uomini organici, e sappiamo benissimo che nessuno ha la bacchetta magica, ma continuiamo a promettere un aumento di organici quando a malapena riusciamo, per colpe anche di blocchi precedenti delle assunzioni, quindi nessuno sta puntando il dito contro nessuno, ma non riusciamo neanche a sostituire le persone che vanno in pensione. Se ho avuto io contatti diretti con poliziotti aggregati alle Olimpiadi, alcuni di essi non avevano neanche gli equipaggiamenti necessari per lavorare sulle nostre strade ghiacciate e sulle nostre cittadine innevate, allora probabilmente questo
Questa misura di strade sicure va bene, ma va sicuramente ampliata con un altro sistema. E vi faccio 2 esempi concreti e davvero poi non voglio aggiungere altro. Ho formato centinaia e centinaia di poliziotti, il 70% dei poliziotti giovani, ragazzi di 20, 21, 22 anni, sono dietro agli sportelli. Sono dietro agli sportelli dell'ufficio immigrazione, dell'ufficio passaporti e non sono stati formati per mettere timbri e per mettere marche da bollo. Sono stati formati per andare su strada e fare una vigilanza maggiore di quanto la possono fare i soldati dell'esercito, perché l'impostazione è quella di polizia e carabinieri, di forze di polizia, che quindi sanno operare col cittadino e anche con le emergenze in maniera assolutamente diversa rispetto a quelle dell'esercito. Allora l'idea di andare per esempio a prendere dei lavoratori anche interinali che possano andare dietro lo sportello e mettere giovani poliziotti su strada dove la gente ha bisogno di vedere poliziotti e carabinieri, già questa potrebbe essere una prima soluzione che comporta una spesa e probabilmente tra l'aumentare i soldati o dare questa sostituzione a questi giovani poliziotti che non vedono l'ora di andare su strada a portare il loro supporto, io credo che questa possa essere una valutazione che debba essere fatta. Quindi io non me la sento di dire no, perché bisogna dare una risposta ai cittadini e questa la capisco. Però ecco, questo non serva come per dire va tutto bene, perché non va tutto bene. E lo faccio con un ultimo esempio. Fra le varie misure dell'ultimo decreto di sicurezza è previsto il fermo preventivo prima delle manifestazioni. Io non posso non esprimerlo, ma l'esprimo ogni giorno a casa mia con mia moglie che è una poliziotta, solidarietà a tutte le forze dell'ordine per quello che fanno e perché ogni giorno rischiano la vita per quello che fanno. Però vedete, quando poi si buttano su carte queste soluzioni e questo fermo preventivo reso meno peggio di quello che era stato previsto grazie al Presidente Mattarella, però bisogna pensare poi a concretamente come andarla a fare, perché se anche io prima di una manifestazione prendo 10, 15, 20 persone e le porto in questura, non parteciperanno alla manifestazione, quindi probabilmente ci saranno meno problemi di disordine a livello di ordine pubblico, ma chi li vigila all'interno della questura? In quali locali della questura? E quindi io prenderò 30, 40, 50 persone che dovrebbero stare in servizio per strada per andare a vigilare quelle persone. E per questo vi dico che quando si parla di sicurezza bisogna mettersi davvero intorno a un tavolo e concretamente fare le cose per il bene del cittadino, che è quello che vuole, e non soltanto per fare una propaganda che molto spesso rischia di mettere delle parole sulla carta ma pochi fatti sulla sostanza. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Valdegamberi. Quando si parla di sicurezza spesso si invoca il fatto che le forze dell'ordine sono carenti nel nostro Paese. Io non ho qui sotto mano i dati, ma li avevo visti anche in altre occasioni, per guardare quanti sono le dotazioni di forze dell'ordine in Italia rispetto agli altri paesi europei. E francamente ho notato che siamo un paese dove c'è un numero di forze dell'ordine in rapporto agli abitanti che è superiore di molto alla media europea ed è un numero anche abbastanza elevato, molto più elevato della Germania e di tutti i paesi del nord soprattutto, ma di tanti paesi. Allora forse c'è da chiedersi, come è stato prima chi mi ha preceduto ha evidenziato, come vengono usate queste forze dell'ordine. È chiaro che le forze dell'ordine, se le lasciamo a fare i lavori d'ufficio, non sono sulla strada a fare il loro dovere nel vigilanza e nel cercare del controllo del territorio. Sono anch'io d'accordo sul fatto che è vero, un militare ha una preparazione particolare che è fatta per fare un'altra attività come quella della gestione della sicurezza quotidiana. È chiaro, e quindi può essere un deterrente vederlo lì, può dare l'immagine di qualcosa, però io credo che vadano semmai usate meglio e coordinate meglio tra loro le forze dell'ordine esistenti, togliendole fuori dagli uffici, cercando di far sì che i passaporti, adesso so che ci sono delle riforme in corso, si va in posta, cercare di togliere tante pratiche burocratiche che portano via molto tempo, che devono essere date dei civili, a uffici dei civili. Abbiamo l'informatica, abbiamo tra gli strumenti oggi che potremo anche alleggerire gli apparati e accorciare i tempi, tra l'altro lunghissimi per un nuovo di un passaporto, cosa scandalosa, ma questo è un altro tema. Ecco, quindi sicuramente è giusta questa richiesta della mozione, però andrebbe secondo me poi declinata in maniera corretta perché sia il più possibile efficace.
Per quanto riguarda poi, c'è un altro aspetto anche che va considerato, che non basta solo la repressione, che poi sappiamo benissimo, adesso stanno cambiando le normative, però una volta che tu prendi uno di questi ragazzi, il giorno dopo 2 ore è fuori, cioè ci vuole anche maggiore certezza della pena, ci vuole tutta una serie di altre cose che ogni giorno discutiamo, ma ci vuole un aspetto che spesso viene trascurato, che è l'aspetto educativo. Qui c'è un'emergenza, soprattutto un giornalista veronese, domenica scorsa, era a Milano, è stato aggredito, mi ha chiamato suo padre, aggredito uno famoso che si vede anche nelle TV nazionali, accerchiato da un gruppo di magrebini ed è stato aggredito e lui voleva anche difendersi, ma è stato fermo, ha consegnato i soldi e il portafoglio perché ha visto che erano armati di coltello, ha detto qua per non rischiare, ha dovuto circondato. La cosa simile è successa a mio figlio che vive a Milano, cioè non si può oggi avere l'ansia ogni giorno quando parte per andare a Milano, dire ma cosa succederà domani, perché sono fatti quotidiani, cioè ormai come è stato detto l'insicurezza non è una percezione, è una realtà, il rischio è veramente grave, chi ha i figli in giro ci pensa perché sta sempre attento alle stazioni alla sera, a non uscire eccetera, ma non possiamo essere schiavi di una mancanza di presenza dello Stato e quindi occorre cominciare anche un'altra azione, non solo repressiva ma anche rieducativa. E come si fa a rieducare? Le famiglie di queste persone qua, di questi Maranza che si chiamano anche, ci sono anche italiani, non solo Maranza, che si mettono insieme, gente che magari là abbandona la scuola, crea un riconoscimento come persona nel gruppo, nella banda, che diventa un modo per sentirsi qualcuno, avere un riconoscimento sociale che magari non è mai stato in grado di avere all'interno della famiglia, all'interno della scuola, ha lasciato la scuola. Sono gente che sono uscite da società. Queste persone qui continueranno a delinquere tutta la vita e passeranno di livello, anche se le metti in carcere, torneranno appena uscite, torneranno con una preparazione ulteriore, avranno acquisito elementi aggiuntivi e saranno criminali di un livello superiore quando escono, se noi non facciamo un'azione rieducativa, come previsto tra l'altro anche nella nostra Costituzione. Allora, cosa fare? Primo, coinvolgere la famiglia. In che senso? È vero, sono spesso famiglie disinteressate, il figlio maschio nella cultura, per esempio, magrebina, dei paesi del Maghreb, viene tutelato, non viene messo in discussione, può fare di tutto, la femmina no, deve rimanere quella schiava in casa, ma il maschio è libero, ha sempre ragione nella loro mentalità, nella loro cultura. Ed ecco che quindi noi dobbiamo cominciare a dire a queste famiglie qui, caro signore, tu non puoi, sei minorenne, disinteressare tuo figlio, tu abiti una casa popolare, hai i benefici della regione, dallo Stato, tu cominci a perdere i tuoi benefici. O vigili sul tuo figlio, la prima volta tieni perdonato, la seconda ti tolgo la casa popolare, ti trasferisci, vai fuori. Grazie consigliere. Consigliere Soranzo. Collega Valdegambari, hai finito l'intervento. Grazie Presidente, molto velocemente per ringraziare il collega Rigo e tutti i colleghi, anche nell'aver anticipato di aver accolto la nostra proposta di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia dell'emendamento che abbiamo depositato. L'emendamento di fatto propone una riformulazione nell'impegno perché crediamo che sia giusto innanzitutto porre l'attenzione su alcune riflessioni da un lato e anche, magari se mi permetto, condividere in parte l'intervento del collega Trevisi su alcuni aspetti. Infatti il nostro emendamento propone di sostituire il periodo finale con il governo a proseguire e rafforzare il progetto Strade Sicure e le ulteriori misure volte a potenziare i presidi di sicurezza nella città, eccetera, eccetera, che rimane inalterato. Perché abbiamo voluto sottolineare questo aspetto? Perché il governo Meloni, il governo in carica, che abbiamo l'onore anche di guidare, con la manovra 2025 ha già rifinanziato e prorogato l'operazione fino al 2027 di questo progetto di Strade Sicure, aumentando, come dice bene la risoluzione, confermando la bontà del lavoro svolto dal governo e anche nei numeri riportati nella risoluzione. Però è anche vero che vogliamo chiarire che il progetto Strade Sicure, che nasce qualche tempo fa, collega Trevisi ha ragione nel dire che servono strumenti diversi, aggiuntivi,
perché il progetto Strade Sicure è un progetto che nasce per presidiare meglio il territorio, ma che mette in assistenza delle forze di polizia, di agenti di polizia o dei carabinieri, dei militari, che hanno funzioni e poteri diversi dall'agente di polizia, compreso anche le funzioni di PG. La questione è molto semplice, è un progetto che nei sindaci, nelle comunità, negli enti locali ha trovato grande riscontro, ha ragione il collega Rigo, l'abbiamo voluto evidenziare. Il governo Meloni, Giorgia Meloni, l'ha ribadito come un progetto che è sicuramente importante perché nella percezione e nel presidio ha dato dei buoni risultati nella cittadinanza, però abbiamo chiarito che quello che c'è da fare oltre a questo progetto è aumentare il numero di agenti di polizia, perché tramite la professionalità, la capacità, l'abbiamo visto a Torino, l'abbiamo visto a Milano, guardate che agire in situazioni di grande, lei lo sa molto bene, di grande delicatezza, in pochissimo tempo, saper decidere per il meglio di una situazione delicata come quella di Torino e di Milano non è semplice. E sbagliare se ci si mette un secondo e poi tutto il resto avviene quando le cose sono terminate. Ebbene, noi crediamo che questo sia un progetto assolutamente importante, però rimane da continuare a recuperare il contingente tagliato delle forze di polizia negli anni, non l'abbiamo fatto certamente noi, fornire più strumenti di tutela ai nostri agenti di polizia e forze di polizia e carabinieri, raggiungere quanto prima sicuramente, non solo nella realtà ma anche nella percezione, lo stato di sicurezza per le nostre comunità e i nostri cittadini che ci chiedono. E questo lo possiamo fare solo in un modo, continuando a lavorare, dando gli strumenti alle nostre forze di polizia tramite la loro professionalità e soprattutto avendo chiaro da che parte stare. Perché uno Stato, una comunità che cresce, può crescere e svilupparsi in modo corretto, sia nelle imprese che nel proprio Stato di comunità, lo può fare solo quando c'è sicurezza e tranquillità di una società che riesce a crescere tutti insieme. Grazie. Grazie consigliere Soranzo. Consigliere Cunegato. Ecco, noi invece non siamo d'accordo con questa mozione, non siamo d'accordo con una militarizzazione delle strade, fondamentalmente, lo ha detto Trevisi anche Valdegamberi, sono lavori diversi. E allora io vorrei ricordare che il governo è il governo della Meloni e nel marzo del 2025 il generale di Carabinieri ha detto che l'organico è di 108.963 carabinieri, ma dovrebbe essere di 120.956. Quindi assumiamo carabinieri, manca il 10% dei carabinieri. Rispetto alle forze di polizia, il sindacato delle forze di polizia dice che nel 2026 ci saranno in Italia 1.300 poliziotti in meno, per cui tutta la propaganda della Meloni, abbiamo assunto 30.000 persone, in realtà non sono state neanche in grado di sostituire i pensionamenti. Quindi questo è il nucleo. Non mettiamo i militari con i mitra nelle nostre strade, mettiamoci chi è formato per questo, i poliziotti, i carabinieri. Allora, governa la destra, aumentano i reati, a Roma si parla di un aumento del 40% dei reati per criminalità organizzata, a Palermo del 12% della violenza sessuale, mancano poliziotti, mancano carabinieri, mancano 1.800 magistrati e 11.000 cancellieri. Quindi concentriamoci sulla sostanza. Ecco, io mi trovo completamente in disaccordo con la politica di una sicurezza che di fatto rende eterna l'emergenza. Se l'emergenza diventa eterna non è un'emergenza. Allora, se voi aveste a cuore la sicurezza, fareste una legge quadro, fareste una legge sulla sicurezza, non continuereste a fare decreti legge, è chiaro? Allora, un decreto anti-rave 62-2022, decreto Cutro 20-2023, decreto Caivano, decreto sicurezza il 48-2025, poi c'è il caso dei ragazzi di La Spezia, altro decreto sicurezza. Cosa vuol dire decreto su decreto? Vuol dire che di fatto non si risponde all'esigenza di una riflessione che crei un quadro normativo che sia definitivo, ma l'unico senso è quello di rispondere con velocità ai tempi del marketing politico. Ecco, mi permetto anche di dire un'altra cosa, cioè si sta passando dalla prevenzione della repressione alla repressione preventiva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se prima si agiva per evitare i conflitti sociali, per evitare gli squilibri sociali, adesso ci si limita
preventivamente ad aumentare le pene. Allora, quando prima sentivo parlare di minoranza, sì, è vero, ma allora interroghiamoci in profondità, perché guardate che gli omicidi in Italia sono gli stessi, ma se uno va a vedere, sono aumentati gli omicidi minori dal 4 all'11%. Allora c'è un problema di disagio giovanile che cova in profondità e si stratifica e il disagio diventa devianza. Allora, se vogliamo affrontare, l'ha detto perfino Val De Gamberi quando parlava di prevenzione, questo è il punto, ma lo sappiamo che il 19% degli adolescenti dai 14 ai 18 anni hanno problemi di salute mentale e lo sappiamo che solo un terzo in Veneto viene preso in carico dai servizi pubblici. Allora, se vogliamo che il disagio non diventi devianza, è inutile fare il decreto sicurezza, è inutile fare il decreto Caivano, che ha aumentato del 60% i minori in carcere dal 2022 a oggi. L'ha detto prima, lo ripeto, Val De Gamberi, che non serve solo la repressione, ma che serve l'educazione. Bisogna investire in questo. Mi permetto anche di fare una battuta poi sull'altro aspetto del decreto di sicurezza, no? che porta il reato di rivolta del carcere addirittura a 20 anni. Ma lo sappiamo che il 147% di affollamento abbiamo in Italia nei carceri, che arriva al 140% in Veneto. In queste condizioni, e subiamo sempre procedimenti di infrazione della Comunità Europea, diciamo che le ribellioni sono fisiologiche. Concludo dicendo che siamo arrivati davvero invece a una criminalizzazione del dissenso, no, addirittura con la proposta di un Salvini che ha chiesto una cauzione per la manifestazione. Cioè stiamo dicendo che chi manifesta liberamente il suo pensiero, il suo dissenso, cioè l'esercizio fondamentale della democrazia, deve pagare. Ecco, io e la consigliera Ostanè, insomma, voteremo. Grazie consigliere. Prego. Consigliere Bozza, prego. Grazie Presidente. Ma credo che questa proposta del collega, questa risoluzione di proposta del collega Rigo vada a ripercorrere un po' anche delle scelte che nel 2008 iniziarono con il governo Berlusconi proprio con riferimento a strade sicure, perché è da lì che inizia un'operazione legata alla sicurezza con l'utilizzo ovviamente dei nostri militari in coordinamento con le forze dell'ordine per presidiare quei siti cosiddetti sensibili e dare più, diciamo così, attenzione a quelle che sono le politiche di sicurezza sui territori, specialmente ovviamente nei nostri comuni, e per far anche avvicinare oggi quella che è il rapporto tra i cittadini e le nostre forze dell'ordine. E credo che quell'operazione, che poi è stata davvero molto apprezzata anche dai cittadini, sia stata un motivo anche di orgoglio delle scelte della sicurezza del nostro Paese, che dobbiamo oggi rivendicare e portare avanti. Lo dico perché i tempi sono cambiati, ho ascoltato gli interventi di tutti, anche del collega Trevisi, io credo che i tempi siano cambiati e quindi bisogna anche attualizzare oggi quella che è la nostra azione in ambito di sicurezza, che non deve essere relegata a semplice percezione, ma deve essere un dato oggettivo sul quale dobbiamo confrontarci e scegliere che cosa fare. Di sicuro dobbiamo agire di più sulla prevenzione, è evidente, dobbiamo farlo dalla scuola alle famiglie e ovviamente anche in tutti quei siti dove c'è la possibilità di fare quel tipo di operazione educativa, e dall'altra però dobbiamo anche affrontare quella che è la situazione contingente sulle nostre strade e sulle nostre piazze, che danno ovviamente sempre più, registrano sempre più purtroppo episodi legati alla cosiddetta insicurezza e che quindi dobbiamo in qualche maniera ai nostri concittadini dare maggiore, diciamo così, certezza e tranquillità. E lo dico proprio anche a tutela di coloro che sono oggi i nostri agenti che su strada sono impegnati e che tutti i giorni rischiano chiaramente la vita e verso i quali noi abbiamo il compito e il dovere di essere vicini, ma non solo a parole, ma cercando anche di dare quegli strumenti necessari perché possano operare con dignità e soprattutto svolgere con professionalità il loro immancabile aiuto e sostegno verso questo tipo di attività. E allora credo che se da una parte, e colgo sicuramente anch'io con favore
le parole del collega Valdegameri quando dice dobbiamo riformare anche l'aspetto, diciamo, della gestione dell'apparato delle nostre forze dell'ordine, perché non è possibile che oggi noi abbiamo delle persone che hanno una formazione professionale nelle forze dell'ordine che sono impiegate a svolgere attività burocratica negli uffici, quando potremmo impiegare persone civili che possono fare con altrettanta serietà professionale quel lavoro, portando invece le risorse di un tipo di formazione e addestramento più finalizzate a quella che può essere da una parte la prevenzione e dall'altra ovviamente gli interventi su strada. E al tempo stesso è anche giusto coordinare oggi quelle che sono le necessità di attualizzare anche le stesse, diciamo così, status delle forze dell'ordine, coinvolgendo di più e meglio anche quella che oggi è l'organico della polizia locale. Nel 2026 è già iniziato un tipo di percorso, un tipo di processo che vedrà più avanti anche l'equiparazione di alcuni aspetti tra la polizia locale e ovviamente la polizia di Stato. E è importante perché oggi, quando hai delle carenze di personale da una parte e quando hai della sovrapposizione di competenze dall'altra, che nei fatti succede, non dico nelle forme, è giusto che si attualizzi anche questo tipo di percorso. Allora, questo tipo di risoluzione ha l'obiettivo sicuramente di rimettere al centro non solo il tema della sicurezza, ma anche l'attualizzazione di quelle che oggi sono necessarie, degli apporti modificativi di quello che è la nostra organizzazione sul territorio nazionale. E credo che oggi la condivisione e il rafforzamento dell'operazione Strade Sicure nata nel 2008 sia quanto mai attuale ed essenziale, proprio per dare ai nostri concittadini la sensazione, ma non solo di percezione in termini fattivi, che quanto mai sia importante dare sicurezza anche con i presidi e anche con le forze educativa e anche con, diciamo così, quella presenza fisica che non guasta mai. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dalla Pozza. Grazie Presidente. Una discussione sicuramente utile, quella sui temi della sicurezza, ma che forse andava affrontata in maniera un po' diversa. L'impressione è che questa risoluzione e l'emendamento mirino a dire siamo bravi, ce lo diciamo, ci facciamo gli applausi, ma poi in realtà non riusciamo bene a capire quale sia lo scopo finale verso il quale andiamo con questa mozione. È una mozione che ci trova anche d'accordo nelle sue finalità, perché ciascuno di noi mira a dare risposte ai cittadini sui temi della sicurezza, non solo quella percepita, ma anche quella reale, perché poi in realtà su alcuni reati, in particolare quelli di natura predatoria, qualche numero preoccupante oggi c'è. Certo è che stiamo trasformando, e le parole del collega Bozza prima lo dicono in maniera chiara, stiamo trasformando coloro che tendenzialmente non si dovrebbero occupare di sicurezza in operatori della sicurezza. Abbiamo trasformato gli agenti di polizia locale, una volta li chiamavamo vigili, in agenti che concorrono addirittura in qualche comune capoluogo, sono direttamente comandati con ordini di servizio dai questori e distolti da quelle che sono i loro compiti principali. Oggi di sicurezza stradale nelle città, ad esempio, non si occupa quasi più nessuno e abbiamo contemporaneamente un aumento dell'incidentalità mortale, soprattutto per l'utenza più debole. Dall'altra parte diciamo ai sindaci che devono emanare ordinanze in materia di sicurezza, che normalmente è un compito che dovrebbe essere dello Stato. In questo caso qui utilizziamo i militari nel progetto Strade Sicure per coprire quelle che sono le carenze di organico delle questure anche della nostra regione. Noi abbiamo presentato con anche la collega Luisetto
una interrogazione proprio su questo tema qui. Noi veniamo da un comune capoluogo che è quello di Vicenza, che ha una questura che è ancora in fascia B, nonostante si trovi all'interno di una delle province più industrializzate e più ricche della nostra regione, con problematicità che sono in costante aumento anche dal punto di vista della commissione dei reati. Non è la presenza dei militari che crea sicurezza in un comune capoluogo come Vicenza, ma è il passaggio della questura dalla fascia B alla fascia A e l'aumento della dotazione organica di coloro che si occupano realmente di sicurezza, di coloro che sono addestrati da persone come il collega Trevisi per occuparsene quotidianamente. Tra l'altro, lo sapete, un militare nel progetto Strade Sicure non può operare arresti, ovvero li può operare soltanto nella misura in cui lo può fare qualunque altro cittadino, ma se deve arrestare qualcuno deve chiamare qualcuno della polizia o qualcuno dei carabinieri per operare l'arresto. Quindi non sempre, collega, sono pattuglie miste, non sempre sono pattuglie miste, glielo garantisco, perché vivo nella mia città, vedo le camionette girare del progetto Strade Sicure, ma io non vorrei che ci accapigliassimo sulla questione del farlo o non farlo. Il problema è aumentare le dotazioni organiche delle forze dell'ordine. Concludo, Presidente, per non perdere poi ulteriore tempo. In linea di massima la mozione non ci vede, la risoluzione non ci vede contrari. Quello che non capiamo è il senso dell'emendamento, per il quale il nostro voto sarà contrario, e anticipo già quella che sarà la decisione del gruppo consigliare del Partito Democratico, che a fronte di questa contraddizione tra l'emendamento e le finalità della risoluzione, sul testo finale della risoluzione il voto sarà di astensione. Grazie consigliere. Consigliere Sumsky. Ma è indubbio che l'operazione Strade Sicure doveva essere un momento transitorio, invece sta diventando un elemento che dimostra la manchevolezza dello Stato. Quelle cose che sono state dette, ma io le vivo a Conegliano, al nostro commissariato ha 15 persone in meno di organico, ma perché quelle che sono costrette a fare burocrazia. Quindi noi di notte la pattuglia ce l'abbiamo una su 60.000 abitanti e voi capite che il servizio che dovrebbe essere garantito prioritariamente più una sola da parte dell'organico di carabinieri è insufficiente. Se uno viene chiamato da una parte, da un palo, il furto viene fatto dall'altra. Banalizzo, ma è questo. Quindi ritengo che la mozione spinga su un elemento che deve essere temporaneo, va fatta una riforma fondamentale di questo modo di operare. Se non possiamo assumere più carabinieri, più polizia, assumiamo per le pratiche, come è stato detto anche nell'intervento, per le pratiche burocratiche altro personale. Cioè, questa deve essere la soluzione per poter mettere chi sa fare sul territorio a operare. Perché io rammento che insomma, quando c'è stata la pandemia avevamo forze di polizia a correre dietro alla gente che correva sulla spiaggia, insomma, posso dire che questa era repressione. Mi pare assolutamente di no, e quindi da questo punto di vista, vista l'impostazione, il nostro voto sarà di astensione. Grazie consigliere. Consigliere Baldan Matteo. Vabbè, procediamo. Vado? Bene, grazie Presidente. Allora, il mio non vuole essere nulla di personale nei confronti delle parole del collega Cunegato, ma purtroppo io mi addentrerei nelle tesi che ha tentato di esporre in questa sede. Allora, io innanzitutto parto col dire che le parole del collega Trevisi sono in parte condivisibili, nel senso che dal punto di vista operativo nessuno può sapere esattamente più o meglio di noi quello che effettivamente vive la Polizia di Stato, la situazione e l'operatività sul territorio. Però io non vedo contrasto in questi due temi. Mi spiego, sono due temi che hanno comunque un unico obiettivo, che è quello di garantire più sicurezza ai cittadini, e quindi sono due temi che vanno affrontati assieme. Dopodiché è vero, Strade Sicure è un progetto che parte nel 2008, doveva essere temporaneo,
vero, è anche vero che dopo quel governo si sono succeduti i governi di centrosinistra che evidentemente, consigliere Cunegato, hanno deciso di investire di più in prevenzione, che è pur sempre importantissimo e prioritario, ma la prevenzione dà i suoi frutti in un medio-lungo periodo. Quindi è chiaro che c'è stato uno scostamento di investimenti che può aver creato un dislivello tra l'impiego delle forze di polizia e allo stesso tempo l'aumento di casi di criminalità, microcriminalità e violenza. Mi chiedo anche, visto che qui è stato detto no, ma perché se mettiamo i militari in strada, cosa ne comporta? Io dico una cosa, è evidente che rispondere con velocità delle volte significa anche trovare o prolungare delle soluzioni temporanee. Questa evidentemente è una soluzione temporanea, ma che allo stesso tempo deve essere fortificata, perché se pensiamo di andare in strada a gestire la sicurezza in qualche quartiere o in qualche situazione molto pericolosa e violenta, come abbiamo visto qualche settimana fa a Torino, se pensiamo di mandare in strada delle persone non armate o in minor numero o lì per non difendere la sicurezza e l'ordine pubblico, allora è proprio un concetto sbagliato. Bisogna anche capire a un certo punto da che parte si vuole stare dalla parte della sicurezza dei cittadini o si vuole stare dalla parte di manifestanti violenti, che mi sembra di capire, qui qualcuno ha detto che c'è una criminalizzazione del dissenso. Chi oggi parla di criminalizzazione del dissenso mi pare di capire che dall'altra parte invece tenti di rendere tollerata la violenza, ad esempio. Allora spieghiamo alla famiglia del collega Trevisi del reparto mobile di Padova, che è stato pesantemente colpito insieme ad altri colleghi, che qui noi non vogliamo criminalizzare il dissenso e invece vogliamo tollerare la violenza. Ho sentito anche portare come esempio il decreto Caivano. È chiaro, era una zona del paese che purtroppo viveva una situazione, e in parte vive ancora perché è una zona molto problematica, tutte le questioni legate alla sicurezza e alla criminalità di diverso livello e su tutti i livelli, su tutti i piani. Se il decreto Caivano ha di fatto riempito parte delle carceri anche con dei minorenni, è evidente che bisognava quindi intervenire, perché altrimenti quei minorenni, buona parte dei minorenni, sarebbero ancora nelle strade per delinquere o per atti di microcriminalità. Chiaro che ci auguriamo tutti che all'interno delle carceri ci siano anche dei percorsi di reinserimento nella società, così potremmo dire che in un modo o nell'altro siamo riusciti a essere utili anche al loro futuro nella società. E la prevenzione, torniamo sul tema della prevenzione. Se noi pensiamo di combattere la criminalità oggi solo con la prevenzione, dobbiamo dire che è un'utopia. Come anche non possiamo pensare che sia solamente l'azione della forza di polizia l'unico mezzo per combattere la criminalità. Questo per dire che bisogna davvero decidere se trovare un modo per contrastare la violenza, la criminalità nelle strade, che è un problema, ahimè, sempre più crescente, e non per questioni o scelte del governo, oppure decidere di continuare a giustificare atti violenti e criminalità solo per strumentalizzarli, finisco subito, solo per strumentalizzarli al fine di attaccare il governo che oggi siede a Roma. Grazie. Grazie consigliere Baldan. Consigliere Marcon. Grazie Presidente. Intervengo con piacere su questo tema perché mi ricorda il passato da amministratore, da sindaco e da presidente di provincia. Ogni volta che ho ricoperto questi ruoli mi sono interrogato su come poter dare delle risposte concrete ai problemi che dobbiamo affrontare e svolgere nei ruoli che rivestiamo. Da sindaco, quando ho deciso di aumentare l'organico di polizia locale da 13 a 19, mi sono confrontato con i limiti di spesa del fondo del personale e ho fatto delle scelte.
ho assunto agenti di polizia locale a scapito di funzionari magari dell'urbanistica piuttosto che della cultura, ma all'interno dei tetti di spesa dettati dalla norma. Da Presidente di provincia il problema non si pone perché ancorché ci sia un corpo di polizia provinciale si sa che ha funzioni oggi solo di guardia ittico-venatoria con il suo costo completamente ristorato da parte della Regione. E mi interrogo oggi su cosa possiamo fare in modo concreto come Regione per dare delle risposte in termini di sicurezza, anche rispetto alle osservazioni che ho sentito sinora. Vorrei condividere che sto cercando di approfondire la fattibilità di dare alla Polizia Provinciale, visto che la Regione non ha un corpo di polizia regionale e non può averlo, alcune funzioni in più rispetto appunto alla solo guardia ittico-venatoria. E fosse solo una funzione che fa sicurezza stradale, io credo che sgraverebbe le altre forze di polizia e dar loro la possibilità di dedicarsi a temi di ordine pubblico piuttosto che ad altre competenze. Quindi condivido con voi cortesemente, se c'è la volontà di approfondire assieme al sottoscritto la fattibilità di implementare i corpi di polizia provinciale con risorse della Regione che magari si finanziano con le sanzioni di tipo amministrativo sul codice della strada, e ce ne sarebbe bisogno perché è stato ricordato che sulle strade oggi non si vedono più controlli, probabilmente riusciremo a dare una risposta in termini non solo percepiti ma anche reali in termini di sicurezza. Grazie. Grazie consigliere Marcon. Per dichiarazione consigliere Galeano. Faccio veloce Presidente, Grazie. per provare ad avere uno spirito Consigliere Barbisan. costruttivo e che Sei l'unico in piedi. Dategli un posto, fatelo accomodare. No. Prego. No, più che altro non è facile parlare a braccio, ho visto già la difficoltà del consigliere Marcon prima. Giusto? Ma non se ne ha reso conto Barbisan. Prego. Dicevo, per provare ad avere uno spirito costruttivo e che trovi una sintesi per un fine alto al di là di alcune piccoli cavilli. La proposta è quella, per provare a votare favorevolmente all'ordine del giorno che viene proposto, di ritirare l'emendamento e quindi di votare il testo iniziale della mozione. Grazie consigliere Galeano. Consigliere Cunegato, per dichiarazione di voto 3 minuti, anche meno possibilmente. 2,58 Presidente, grazie. Allora, volevo rispondere a delle parole che mi ha messo in bocca Baldani che io non ho mai assolutamente proferito. Allora, il fatto di considerare la proposta di Salvini, di mettere una cauzione per chi manifesta, il che è evidentemente, una criminalizzazione di dissenso, perché pensare che si debba pagare per manifestare, io credo che sia, e lo ribadisco, ma questo non significa affatto, come ha detto Baldan, tollerare la violenza, perché noi abbiamo sempre condannato la violenza, sempre condannato tutte le violenze, quindi la mia storia parla chiaro, sono da sempre contro la violenza e abbiamo sempre condannato la violenza da qualsiasi parte questa violenza provenga. Mi permetto anche di dire che fa sorridere sentire che Baldan, che fa parte del governo, parli di soluzione temporanea, perché, non solo il governo Meloni governa ormai da 4 anni, ma vorrei ricordare che chi evoca continuamente la sicurezza e i problemi di insicurezza ne è responsabile, perché negli ultimi 25 anni la destra italiana ha quasi sempre avuto il Ministero dell'Interno. Li cito se volete: Scajola, Pisano, Maroni, Salvini, Piantedosi. Quindi se ci sono dei problemi nelle organizzazioni delle forze di polizia, della sicurezza, che ancora voi volete affrontare ricorrendo a 5-6 decretazioni d'urgenza, a tamponamenti, questo significa che voi negli ultimi 25 anni non siete stati in grado di costruire un disegno, che va dalla sostanza e non solo alla forma, che
io sono d'accordo con quanto detto prima Smunsky, no? Come dire, cioè mancano poliziotti, mancano carabinieri, ma vogliamo anche dire che siamo di fronte a un taglio, no, delle politiche di austerità del 20% dei dipendenti dell'amministrazione comunale negli ultimi 20 anni, e quindi mancano anche vigili urbani, ok? Quindi tutto questo manca, e io credo veramente che se vogliamo essere seri dovremmo pensare ad una legge quadro, a un disegno definitivo e non a progetti tampone e non a continue decretazioni d'urgenza. Ogni volta che c'è un caso di cronaca c'è un decreto, non mi sembra assolutamente serio, perché di fatto qui l'obiettivo non è certo costruire delle risposte, ma è fare marketing politico. Ecco, noi voteremo contro. Grazie consigliere Cunegato. Consigliere Borgia. Il primo a parlare di criminalizzazione del dissenso, mi sono appuntato alcune questioni, è stato lei, collega Cunegato, senza circoscrivere, no, di cosa stava parlando. No, io le dico, Cunegato, ha ragione, non è un dibattito. Per favore. Cioè lei parla, io parlo, poi se vuole, se il Presidente le dà la parola, se no toglie spazio al mio intervento. Il problema è che sul tema della criminalizzazione del consenso si potrebbe dire tanto. Io guardi però, lei dice che giustamente lei ha sempre preso le distanze dalla violenza, e io sono sicuro che è così, anzi è sicuramente così, però vede, non tutti hanno la sua sensibilità, perché le devo ricordarle un post di un europarlamentare, l'europarlamentare Salis, che ha scritto: purtroppo oggi non riesco a essere a Torino, ma con il cuore sono lì con voi, rispondere agli attacchi repressivi, come se le forze di polizia siano al soldo di qualche governo, cosa che non è così, lo sa benissimo, rispondere agli attacchi repressivi del governo rilanciando sull'allargamento delle lotte sociali la strada giusta da percorrere insieme, a Torino e in tutta Italia. Buona manifestazione a tutte. Un'altra, sempre la Salis: bisogna comprendere la strage dei carabinieri a Verona, frutto della disperazione degli occupanti. Allora vede, va bene tutto, però quando io sento da esponenti politici interventi del genere, no? Dove parla delle vite di uomini e donne delle forze dell'ordine che ogni giorno lavorano sul territorio, aiutate anche sì dai militari, allora vedete, perdo ogni tipo di speranza nelle capacità politiche di tanti esponenti, perché questo è un attacco alle istituzioni, è un attacco chiaro, perché vedete, le nostre forze dell'ordine non vivono in ville con piscina, no? E non pontificano, loro vivono talvolta in situazioni di disagio e purtroppo sono costretti a lavorare notte e giorno per cercare di risolvere i nostri problemi, e dovremmo invece essere tutti dalla parte delle forze dell'ordine. Poi, visto che ho pochissimi secondi, voglio concludere. Forse lei probabilmente non fa l'insegnante di matematica, perché noi non abbiamo governato per 25 anni, ci sono stati governi tecnici, governi di centrosinistra, governi di centrodestra, però le devo ricordare che nel triennio 22-25 il governo Meloni è il governo che ha assunto 35.206 agenti di polizia, forze dell'ordine, il triplo di quanto, mi dispiace, il triplo di quanto invece assunto nei precedenti governi. Poi sul tema della percezione della sicurezza, perché è di questo che dobbiamo discutere, potremmo dire molto. Non possiamo che sostenere questa mozione, la sosteniamo perché crediamo che è attraverso il sostegno tra forze dell'ordine e anche militari che si possa riuscire a lavorare sul grande tema della sicurezza. Consigliere Rigo, prego. Grazie Presidente. Insomma, io ho apprezzato il dibattito che questa risoluzione ha trovato, perché comunque la sicurezza è un tema che tocca più o meno la sensibilità di tutti noi. Insomma, io
ho apprezzato l'intervento del collega Trevisi, nessuno ha detto che questa è la soluzione a qualsiasi tipo di male, questa è l'unica soluzione per la sicurezza in Italia. È uno strumento che ritengo importante, che a fianco ad altri strumenti come l'implementazione delle forze, degli organici delle forze dell'ordine dopo tanti anni di blocco, come i pacchetti sicurezza li ritengo importanti, come ritengo importante il contrasto all'immigrazione irregolare che poi scaturisce spesso in criminalità. Ed è importante il lavoro che fa anche la giustizia, perché lei sa benissimo, parliamo tutti con i poliziotti tutti i giorni, che spesso c'è una mortificazione da parte delle forze dell'ordine che vedono arrestare delinquenti che il giorno dopo ritrovano nelle stesse strade e nelle stesse piazze. Per cui ecco, io questo l'ho apprezzato, non ho capito quale sarà la posizione del Partito Democratico, perché lei, Trevisi, ha dichiarato di votare questa mozione, poi ho sentito dal collega Dalla Pozza che non verrà votata o vi asterrete. A me spiace, perché si perde occasione su un tema come questo mettersi insieme e cercare di dare seguito a quanto abbiamo detto. Ho sentito invece delle dichiarazioni incommentabili da parte del gruppo di AVS, perché è stata ribadita 2 volte la criminalizzazione del dissenso. Io credo che queste siano parole gravissime dette in quest'Aula, perché assaltare la polizia non è dissenso, prendere a martellate un poliziotto non è un dissenso, mettere a ferro e fuoco le città non è dissenso, quella è criminalità. E se il governo prende delle misure contro quei criminali, bene, perché bisogna che in questo Paese cominci a passare il concetto che chi sbaglia paga, e se nelle manifestazioni vengono messe a ferro e fuoco le città, rotte vetrine di esercizi pubblici, macchine e luoghi pubblici, è giusto che qualcuno paghi, non che ci sia un'eterna impunità. Per cui io credo che si stia andando nella direzione giusta, e di sicuro non accettiamo lezioni dagli esponenti di un partito che ha mandato la Salis in Parlamento per farle evitare un processo. Lezioni di legalità da voi non le accettiamo. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Consigliere Maltauro. Sì, grazie Presidente. Dichiarazione di voto. Ma non so se sia avvezzo all'insegnamento di matematica, collega Cunegato, ma penso neanche della materia letteraria di italiano, perché ogni volta che si discute va fuori tema. Qui c'è un dispositivo di 2 righe e mezza e lei se la prende col mondo tra Scajola, Salvini, 32 anni di governo. C'è un dispositivo che parla chiaro. C'è una situazione nelle stazioni, nelle realtà del tessuto cittadino del nostro territorio che necessita di essere vigilata e rafforzata, con una presenza positiva. Se lei è convinto che la miglior situazione e soluzione siano i mediatori culturali fuori dalla stazione di Padova o di Verona, o dare i fiorellini di pesco alle baby gang, è una soluzione. A noi qualche mese fa più di 1 milione di veneti ha confermato il centrodestra al governo, siamo in quest'Aula per rappresentarli e crediamo convintamente che il miglior modo sia dare spazio alle forze dell'ordine e all'operazione Strade Sicure, e lo ribadiamo con forza. Grazie consigliere Maltauro, non vedo altri iscritti, quindi passerei alle votazioni. Metto in votazione l'unico emendamento che è stato accolto peraltro dal presentatore della risoluzione, è l'emendamento numero 1. Votazione aperta. È a firma Soranzo e altri. La votazione è chiusa. L'emendamento è approvato, 26 favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti. Adesso lo registriamo a verbale. Prestate un attimo di attenzione. Adesso dobbiamo votare la risoluzione al numero 6, al punto 11 dell'ordine del giorno. Apro la votazione. Non ci sono dichiarazioni di voto. La vedo. Volevi intervenire? Scusate, fermatevi. Blocchiamo la votazione. Prego.
Però iscrivetevi la prossima volta, più velocemente. Qua siamo veloci. Dalla Pozza, prego. Non così veloci, Presidente, ci dia almeno il tempo di chiedere se ci sono dichiarazioni di voto. Confermiamo quello che abbiamo detto prima, non abbiamo sentito da parte della maggioranza le motivazioni per cui l'emendamento non potesse essere ritirato. Ripeto, mi aspettavo magari nell'intervento del collega Baldan o nell'intervento del collega Rigo che ci venisse spiegato perché l'emendamento non poteva essere ritirato. In fin dei conti la mozione era nata in maniera molto semplice, quell'emendamento non fa altro che aggiungere qualcosa che era di più. Ecco, quando si dice collega Rigo, perché non la votate? Ma perché non troviamo un accordo? Ma perché per noi il testo della risoluzione così come era stato presentato era un testo anche, aveva un minimo comune denominatore sul quale ci avreste visti anche d'accordo. Nel momento in cui fate a noi le pulci, anzi le fate a un collega, non a noi direttamente, perché ci siamo tenuti lontani dalla polemica politica, ma nel momento in cui trasformate questa risoluzione con l'emendamento in un fatto che è anche politico, ci mettete in una condizione di difficoltà per quanto riguarda il voto finale. Poi, ripeto, e lo ribadisco come è stato detto anche dal collega Trevisi, come ho detto anche nel mio intervento, sulla questione che, lo diceva il collega Baldan, le soluzioni anche provvisorie possono essere utili quando traghettano un periodo di difficoltà, nulla questio, a parte il fatto di essere in Italia dove il provvisorio tende a diventare sempre più definitivo. Però se ci fossimo limitati a una discussione che arrivava a quell'esito finale della risoluzione, avreste avuto anche il nostro voto favorevole. Non abbiamo compreso il perché dell'emendamento, non abbiamo compreso il perché fosse un problema ritirare l'emendamento, non l'avete spiegato, accontentatevi di un voto che è di astensione, ed è un'astensione non negativa, è un'astensione comunque che dà una positività. Ecco. Vorremmo riuscire a parlare di sicurezza in maniera meno ideologica, più pratica, più adatta a quello che ci chiedono i nostri cittadini, più adatta anche a quello che chiedono le forze dell'ordine. Forse non è la soluzione migliore, strade sicure è una soluzione perfettibile, sì certo, ma non è la soluzione per la quale bisogna suonare il violino e dire che è la miglior soluzione in campo in questo momento. La miglior soluzione in campo è fare quello che lo Stato deve fare, cioè garantire sicurezza. Grazie, brevissimo Presidente, solo per specificare che l'emendamento è stato ritenuto accettabile rispetto al fatto che non va a cambiare quello che è il senso della mozione, va solo a specificare che c'è un impegno e c'è stato un impegno da parte di questo governo nell'operazione Strade Sicure, così come in un coordinamento rispetto alla questione della sicurezza. Per questo ritengo che non vada a cambiare il senso della mozione, altrimenti sarei stato il primo a non accoglierlo, della risoluzione, scusate, ma va solamente ad integrare. Grazie. Grazie. Guardi, Presidente, velocissimamente, al collega Dalla Pozza, io amo la correttezza... Consigliere Soranzo, qui dalla regia mi dicono a che titolo? Dichiarazione di voto. Non l'hai già fatta? No, questa è sulla prima l'ha fatto perfetto, vai, prego. Ma io faccio veloce, è solo Grazie. per dire una cosa. L'emendamento, collega Dalla Pozza, scrive che il governo impegna a sostituire il periodo, che il governo continui a proseguire a rafforzare il progetto di strade sicure. Lei non l'ha votato e ha lanciato un messaggio chiaro, che non intende che si debba proseguire su questo progetto. Fine. Tutto il resto non c'entra nulla, tutto il resto, ha parlato, adesso la ascolti. Tutto il resto non c'entra nulla. Se voi volete in qualche modo cercare di non voler in qualche modo affermare e concorrentemente che il governo Meloni nella manovra 25
ha proseguito e ha finanziato questo progetto sicuro fino al 2027 e ha dato un segnale preciso in quale direzione andare, anche in un progetto aggiuntivo a quello che c'è bisogno, cioè rafforzare il numero di agenti, gli strumenti, la tecnologia, il presidio delle città, tutto quello che si sta facendo è un problema squisitamente politico, tutto ciò che non siete riusciti a fare voi quando eravate al governo. Grazie. Grazie consigliere, fermi tutti, fermi col tabellone. Rocco Nicolò, prego. No, velocissimo, solo per dire che l'apice del progetto Strade Sicure è stato raggiunto nel 2016 col governo Renzi, ministro dell'interno Angelino Alfano, quindi io voto a favore. Fermi, non ci sono altri iscritti, apro la votazione, veloce perché la chiudo velocemente. Vade Gamberi, un attimo. Votazione chiusa. 29 favorevoli, 2 contrari, 9 astenuti. E 2 contrari se vuoi altri. Grazie, buonasera.